10,3 del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante attivazione del sistema audiovisivo, circuito chiuso, trasmissione diretta su Web TV. Avverto inoltre che l'avvocato Luigi Castelletti ha prestato giuramento quale collaboratore esterno ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno della Commissione e che abbiamo... Ma perché mi lasciate solo qua? State vicino, soffro di solitudine, no? È da tempo, ho bisogno di... L'ordine del giorno reca l'audizione dei commissari liquidatori di Veneto Banca, l'avvocato Alessandro Leprù, la professoressa Giuliana Scognamiglio, il dottor Fabrizio Viola e dei commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza, il professor Giustino Di Cecco, il dottor Claudio Ferrario e nuovamente il dottor Fabrizio Viola. Nelle precedenti sedute la Commissione ha audito il procuratore della Repubblica di Roma, dottor Pignatone, e il procuratore della Repubblica di Vicenza, dottor Cappelleri, che stanno svolgendo le indagini rispettivamente su Veneto Banca e su Banca Popolare di Vicenza, alcune associazioni di risparmiatori danneggiate dal dissesto finanziario dei due istituti e i rappresentanti di Banca d'Italia e Consob specificamente preposti alla vigilanza e al controllo. Col complesso di tale audizione la Commissione ha acquisito elementi importanti di conoscenza con particolare riguardo ai comportamenti non conformi a canone di correttezza da parte di amministratori e funzionari delle due banche venete, nella modalità di erogazione del credito, di osservanza degli obblighi di diligenza e trasparenza nell'allocazione dei prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori. Sono emersi nodi problematici e criticità anche in relazione all'attività di controllo sulle due banche, soprattutto con riferimento ai rapporti tra gli organi di vigilanza, che saranno oggetto di ulteriore approfondimento nella seduta di giovedì prossimo. La seduta odierna è dedicata alla trattazione delle questioni inerenti alla procedura coatta amministrativa alla quale sono stati sottoposti nel giugno del 2017 Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. È interesse della Commissione, infatti, conoscere lo stato di avanzamento dell'attività di liquidazione e, in particolare, le informazioni relative all'attuazione della procedura di cessione a Intesa San Paolo di parte delle attività e passività aziendali delle due banche, all'accertamento della situazione debitoria, con particolare riguardo alla dimensione e alla misura dei crediti deteriorati. A tale proposito comunico che i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza nella giornata di venerdì scorso hanno trasmesso, a seguito della richiesta in tal senso della Commissione, l'elenco dei maggiori debitori insolventi della banca medesima ed è stata preannunciata la consegna nel corso della seduta odierna di analoga documentazione relativa a Veneto Banca. Segnalo che si tratta di atti che per espressa indicazione dei commissari liquidatori rivestono carattere riservato. Sono sui giornali di oggi. Ho capito, i giornali di oggi non li diamo noi ci preoccupiamo di essere seri noi, se altri non lo sono è un problema degli altri. È altresì rilevante acquisire elementi di conoscenza in ordine allo stato di soddisfacimento dei diritti risarcitori e restitutori dei creditori delle banche. A tale riguardo non si può sottacere quanto emersa da fonti di stampa relativamente all'ipotesi che alcuni grandi azionisti, attraverso massicce operazioni di vendita effettuate precedentemente al crollo del valore delle azioni di Veneto Banca, si siano salvati dalle conseguenze del dissesto che ha invece travolto un'ampia platea di piccoli risparmiatori e investitori. Invito pertanto i presenti, nell'ordine che loro riterranno opportuno, ma partendo da Veneto Banca, a illustrare alla Commissione tutti gli elementi in loro possesso rispetto alle vicende relative alle due predette banche venete, atteso che il punto di vista degli stessi appare prezioso per il perseguimento della finalità dell'inchiesta. Ricordo agli auditi che è possibile svolgere i nostri lavori anche in seduta segreta, per cui, ove fosse necessario, li prego di avvisarci e procederemo a sospendere forme di pubblicità. Preciso ai membri della Commissione che l'ordine del giorno dell'odierna audizione è incentrato esclusivamente sulla situazione di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza e conseguentemente le domande agli auditi, convocati in qualità di commissari liquidatori di tali due banche, devono essere incentrate esclusivamente su tale specifica tematica. Apro parentesi e la chiudo, devo dirlo prima.
ho ricevuto dal comandante generale della Guardia di Finanza la risposta che è a disposizione dei commissari in ordine a quel quesito che gli avevamo rivolto a seguito delle audizioni del procuratore della Repubblica di Vicenza. Bene, a chi devo dare la parola? Sì, faccia su. Avvocato Alessandro Lepru. Allora, l'operazione di cessione, l'operazione in gestione della crisi bancaria di Veneto Banca è nota, la riassumo solo per completezza. Con DL 99 del giugno di quest'anno e con un decreto ministeriale attuativo è stata prevista la cessione di quello che nel relativo contratto viene definito l'insieme aggregato, quindi con un complesso di attività e di passività da parte della procedura liquidatoria a Banca Intesa. Diversamente da quello che accade normalmente, perché normalmente la cessione è integrale delle attività e delle passività, in questo caso c'è un perimetro che viene comunemente detto di good bank che è stato trasferito a Banca Intesa e residua in capo alla liquidazione quella che viene detta bad bank, che è costituita principalmente da attivi creditizi anomali per un nominale, quindi per un valore lordo complessivo intorno agli 8 miliardi e 450 milioni, che corrisponde a un valore di realizzo stimato in 4 miliardi e 840 milioni, quindi con coperture per il 43% e previsione di realizzo per il 57%, stiamo ovviamente parlando di valori medi. Ci sono poi partecipazioni societarie stimate nell'ordine di 891 milioni di euro, di queste fa parte anche BIM, Banca Intermobiliare, che in realtà è già stata oggetto di cessione a seguito di una procedura rispondente ai requisiti di trasparenza, di concorrenzialità che sono previsti dalla normativa vigente. Il relativo contratto è stato formalizzato il 24 ottobre ed è sospensivamente condizionato alle autorizzazioni di rito da parte delle autorità di vigilanza. Quindi diciamo i due cespiti principali sono i crediti anomali, le partite deteriorate, comprensive sia degli UTP, cioè di quelli che una volta si chiamavano gli incagli, sia dei past due e delle sofferenze. Volendo potrei dare dei dettagli, ma avrei necessità di consultare la documentazione per quanto attiene alle coperture come garanzie ipotecarie, pignoratizie e fideiussorie, e dalle partecipazioni societarie la cui dismissione è già stata avviata, come detto è già stata ceduta a BIM, è in corso di avvio la procedura competitiva di cessione di altre due società che sono Claris Leasing e Claris Factor, e poi c'è il credito risarcitorio vantato nei confronti degli ex esponenti aziendali con l'azione sociale di responsabilità che è stata avviata da Veneto Banca in Bonis, in relazione al cui giudizio gli organi della liquidazione hanno provveduto a costituirsi come LCA per coltivare il giudizio stesso. Il petitum è di circa 2 miliardi di euro, dei quali quasi un miliardo riferito a un danno reputazionale. L'orientamento degli organi di liquidazione è probabilmente quello di rivedere questi valori in relazione all'esito delle indagini patrimoniali che sono state avviate sui patrimoni dei convenuti e che allo Stato sono in corso. Abbiamo individuato circa 80 immobili, ma che vanno dal bosco ceduo agli appartamenti ad uso residenziale e a immobili ad uso diverso, e dobbiamo provvedere alle relative stime. Non abbiamo avviato azioni revocatorie ordinarie in relazione ad atti dismissivi perché non ne abbiamo ravvisate l'esistenza, quindi allo Stato non ci sono azioni revocatorie, è in corso di valutazione l'opportunità di adozione di iniziative cautelari e quindi di sequestri conservativi. Questo grosso modo in linea di massima il lato delle attività. Sotto il profilo delle passività, le operazioni di redazione dello stato passivo non sono ancora iniziate e ne indico le ragioni. Il testo unico bancario normalmente prevede che entro un mese i liquidatori diano avvio alle procedure di accertamento del passivo
inviando le comunicazioni ai creditori che risultino tali in contabilità. Questa procedura però è disciplinata in modo specifico e peculiare dal DL 99, che prevede appunto questa cessione separata di cespiti dell'insieme aggregato a Banca Intesa e del residuo in capo alla liquidazione. Lo stato passivo verrà redatto con esclusivo riferimento alla cosiddetta bad bank, a quanto rimasto in capo alla liquidazione, e l'esatta perimetrazione della good bank e conseguentemente della bad bank si avrà in esito al completamento delle operazioni di perimetrazione dell'insieme aggregato che sono in corso da parte del Collegio degli Esperti, la cui nomina è prevista nelle stesse fonti normative che disciplinano specificamente questa procedura. La conclusione delle operazioni è prevista per fine mese. Gli organi della liquidazione hanno costantemente partecipato alle operazioni, confrontandosi sia col Collegio degli Esperti che con Banca Intesa in riunioni che sono state tenute, la prossima sarà domani, e che hanno ad oggetto esigenze di condivisione dei profili interpretativi e applicativi del contratto di cessione che in taluni passaggi e per talune ragioni tecniche richiede questa attività. Concluse le operazioni di due diligence, si potrà dare inizio alle operazioni di redazione dello stato passivo e di accertamento delle passività, per le quali abbiamo comunque già ricevuto circa 4.000 istanze di ammissione, delle quali la gran parte, se il mio dato è esatto, l'83%, attiene a pretese risarcitorie relative alla collocazione dei titoli azionari di Veneto Banca o alla mancata vendita, cioè chi lamenta la mancata esecuzione di ordini di vendita. Però andranno ovviamente, e questo comporterà un dispendio notevole anche sotto il profilo temporale, andranno analizzate nel merito singolarmente prima di poter dire quale possa essere poi l'importo ammesso in passivo e quale eventualmente escluso, con relativa possibilità di opposizione al passivo secondo le previsioni del testo unico bancario. Parte di queste pretese sono relative alle cosiddette operazioni baciate, e cioè a fattispecie di acquisto di titoli con finanziamenti provenienti dalla stessa Veneto Banca, che in esito agli accertamenti svolti da BCE e Banca d'Italia vengono ad oggi quotate a 290 milioni. Parte delle pretese risarcitorie diverse dalle operazioni baciate potrebbero essere coperte, e questa è un'altra ragione per la quale ad oggi non si possono fornire dati neppure orientativi in ordine alla consistenza del passivo, potrebbero essere coperte dall'offerta pubblica di transazione che è stata fatta da Veneto Banca e che ha visto un'adesione piuttosto importante ed era a copertura, a chiusura del contenzioso concernente i titoli. Sappiamo che ci sono state istanze che hanno rinnovato comunque queste richieste risarcitorie, anche se in realtà oggetto di transazione ai sensi di quell'iniziativa che era stata assunta. Io qui mi fermerei come quadro d'insieme. Se posso, Dottor Viola. se posso aggiungere due informazioni ulteriori per avere contezza di quello che è l'evoluzione del rimborso del passivo derivante dalla liquidazione d'attivo. Occorre sempre ricordare che le due banche venete, qui parlo per tutte e due, hanno come obiettivo primario quello di rimborsare lo sbilancio che si è generato in sede di cessione della Good Bank nei confronti di Intesa, che è garantito dallo Stato, quindi di fatto è un credito, il rimborso scarica un impegno che lo Stato ha assunto, che sulla base dei dati al 31 marzo, questi dati dovranno essere rivisti in funzione della due diligence a cui faceva riferimento l'avvocato Lepru, è pari a circa 5 miliardi e 3, quindi nel valutare quelle che sono le prospettive di rimborso dei debitori iscritti al passivo bisogna considerare che c'è prima evidentemente la necessità di procedere a questo rimborso con la liquidazione dell'attivo e successivamente, qualora
vi siano risorse diciamo ulteriori, si procederà diciamo, al rimborso del passivo. Un'ultima considerazione sempre di natura quantitativa, la struttura dell'attivo di Veneto Banca, ma diciamo poi quando parleremo di Vicenza troveremo dei numeri molto simili, fa sì che circa più dell'80%, 85% dell'attivo delle due liquidazioni è costituito da crediti deteriorati, quindi solo una componente, diciamo, non voglio dire marginale, ma comunque limitata, è costituita da attivi finanziari e da partecipazioni. Devo dire, naturale conclusione di questa, sia pur molto sintetica analisi, è che chiaramente il rimborso del passivo dipenderà in misura significativa dalla diciamo, recuperabilità dei crediti deteriorati che, ricordo, in virtù anche di quello che è previsto dal decreto legge e dal DM, dovranno essere poi trasferiti dalle liquidazioni coatte amministrative alla SGA, che è titolata a essere il soggetto che svolgerà l'attività di recupero, tra l'altro un'attività di recupero che diciamo, determinerà, siccome l'operazione con la SGA è prevista senza versamento di corrispettivo ma attraverso l'accensione di un credito da parte delle LCA nei confronti della SGA, diciamo, tutti i flussi di recupero chiaramente andranno in diminuzione di questo credito che le due LCA vanteranno nei confronti della SGA. Credo che le informazioni offerte, sia pure in termini molto sintetici dai due colleghi, rispondano almeno in parte, mi pare di aver capito, alle domande più, diciamo, rilevanti che in questa materia forse possono essere poste ai commissari liquidatori e che sono state menzionate all'inizio dal Presidente. Così diciamo, quindi diciamo, aspettiamo le domande magari che ci verranno rivolte. Posso soltanto, così mi fa piacere, ecco, ribadire quello che è stato da ultimo sottolineato anche dal dottor Viola, e che l'impegno massimo dei commissari, cioè la parte più rilevante del nostro impegno, è data proprio da questa dedizione alla gestione, alle normali attività liquidatorie tipiche di ogni liquidazione coatta amministrativa, ma in più allo Stato la gestione dei cosiddetti deteriorati, che sono stati già, le cui numeri importanti sono stati già menzionati dai colleghi, non mi ripeto, e che costituiscono, diciamo, la ricchezza della procedura, la cui gestione oculata e attenta dovrebbe portare al rimborso del finanziamento statale, che è un impegno assunto anche in sede europea, e quindi per noi è un impegno particolarmente importante che ci teniamo presenti, che abbiamo presenti e ci ricordiamo reciprocamente ogni giorno, che viene assolto come? Sulla base, perché ovviamente la gestione richiede risorse umane, la liquidazione di per sé la procedura di per sé non ha dipendenti suoi, sulla base però del contratto di cessione del ramo di azienda Good alla Banca Intesa San Paolo, è prevista proprio una clausola contrattuale, prevede che la cessionaria debba mettere a disposizione delle liquidazioni personale a titolo di distacco, quindi in un regime di distacco gratuito, cioè con costi a carico della cessionaria, per l'espletamento delle attività della liquidazione. Quindi sulla base, ovviamente le risorse distaccate si contano, non dico sulle dita di una mano, ma insomma per quanto riguarda per esempio la gestione dei crediti si contano veramente sulle dita di una mano, quindi sono pochissime persone distaccate presso la procedura, che stanno cercando, anche un pochino, diciamo, sicuramente sotto lo stimolo, la spinta di noi commissari, stanno cercando di dare il massimo con orari di lavoro, devo dire, a volte così veramente incredibili, fino a tarda sera e oltre, per lavorare questi crediti, perché è noto a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la materia che i crediti deteriorati sono anche deteriorabili, e quindi se passa troppo tempo, diciamo, il debitore insomma è possibile che non sia, insomma, è un vantaggio per il debitore e non per il creditore. Quindi per noi questo è un impegno massimo che ovviamente diciamo potrebbe finire
nel momento in cui si realizzerà l'altro passaggio previsto dal decreto legge 99, che è stato già ricordato, cioè quello della cessione massiva di questi crediti alla SGA SPA. Questo passaggio ancora non è avvenuto e di qui appunto il nostro impegno quotidiano per questo tipo di attività. Grazie. Mi sembra che il quadro sia il quadro che potevano fare i liquidatori, evidentemente, non si chiede a loro altre cose. Chiedo ai commissari se volete che io dia la parola in aggiunta al tema Veneto Banca ai liquidatori Banca Popolare di Vicenza e affrontiamo le domande tutte assieme. Magari anche domande evidentemente diverse, l'una un punto, uno su un altro, o volete procedere alle domande in questa fase? Posso dare la... Sibiglia, dato che... cosa faccio? Posso dare la parola anche agli altri? Sì, va bene, allora mi sembra che un po' tutti siano d'accordo. Allora, dunque, sono presenti il dottor Claudio Ferrario e il professor Giustino Di Cecco, oltre che il dottor Viola, per cui no, ma se può anche mettersi di fianco lì, se vi spostate tanto non è che ecco, allora do la parola a chi? A Fabrizio Viola. Sì, scusate, inizio io con una premessa e un'introduzione, poi lascio la parola al professor Di Cecco per diciamo, l'analisi di elementi di dettaglio che però hanno la loro rilevanza. Beh, diciamo, la genesi dell'LCA di Vicenza è esattamente la stessa che l'avvocato Leprou ha rappresentato e quindi i riferimenti normativi sono gli stessi. Il decreto 185 che diciamo, emesso dal MEF che dichiara la liquidazione coatta amministrativa su proposta della Banca d'Italia, il decreto legge e il decreto 187 che di fatto regola l'atto principale che fino ad oggi i liquidatori hanno attivato, che è la cessione a ISPE della cosiddetta Good Bank. Tra l'altro cessione che è avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 di giugno, quindi data di efficacia 25 di giugno, a quell'epoca i dati a disposizione erano quelli del 31 marzo, quindi diciamo nel contratto con Intesa San Paolo troverete un allegato, il cosiddetto allegato D, che riporta i dati del 31 marzo e sulla base del quale è stata fatta una prima ripartizione, sia pur sintetica, tra gli attivi e i passivi che passavano a Intesa e quelli che restavano in capo alle due LCA e quindi all'LCA anche Vicenza. Come è già stato detto è in atto un'importante attività diciamo di due diligence governata da un collegio degli esperti che è previsto da un punto di vista contrattuale, collegio degli esperti che entro diciamo, la seconda metà di novembre produrrà il risultato del lavoro sulla base del quale verrà diciamo, formalmente gestita la separazione tra i due rami d'azienda, ripeto, quello che è in capo, andrà in capo a Intesa e quello che rimarrà in capo all'LCA e in questo caso in capo alla Vicenza. Per dare due numeri diciamo ulteriori rispetto a quelli che sono stati dati al momento dell'operazione, cioè il 25 di giugno, a valere coi dati al 31 marzo, sono stati ceduti a Intesa circa 51 miliardi di passività e 46 miliardi di attività. Ciò genera uno sbilancio, quel famoso bilancio di 5 miliardi e 3 di cui parlavamo e che deve essere rimborsato evidentemente con l'attività di recupero da parte dell'LCA, e questa è stata l'operazione principale. Altra operazione rilevante che è stata fatta nei primi di luglio è stata il riacquisto, se possiamo dire in termini non tecnicamente perfetti, da parte dell'LCA
delle sofferenze degli incagli di Banca Nuova per quanto riguarda Vicenza e Banca Puglia per quanto riguarda Veneto Banca. Questa è stata un'altra operazione rilevante. Scorrendo quelle che sono le attività, è stato già detto sulla gestione dei crediti deteriorati. Devo dire che se spacchiamo in termini percentuali il tempo speso dai commissari in questi mesi, in assoluto la parte prevalente è riconducibile a questo tipo di attività. Non vi sarà sfuggito la peculiarità che queste due LCA hanno, ovvero il fatto che sono rimasti in capo all'LCA anche gli UTP, gli incagli. Gli incagli, come voi sapete, sono dei crediti vivi, sia pur con forti anomalie. Chiaramente una buona, diciamo, pratica bancaria deve prevedere che l'incaglio venga curato con l'obiettivo di farlo tornare in bonis e non evidentemente di trasferirlo a sofferenze. Questo soprattutto negli ultimi anni caratterizzati dalla crisi economica che tutti noi conosciamo. Non è stato facile, perché se la percentuale di crediti che da incagli sono passati a sofferenza sono una percentuale certamente più elevata rispetto alle medie storiche degli ultimi decenni. Nel caso di specie di Vicenza, ma questo vale anche per Veneto Banca, c'è un'attenzione particolare, ripeto, alla gestione del credito deteriorato, non solo al recupero delle sofferenze che è necessario per poter, diciamo, rimborsare quelli che sono le passività che le LCA hanno, ma anche diciamo, lavorare affinché diciamo, una parte significativa possibilmente dei crediti UTP ritornino in bonus. Non vi sfuggirà qual è la valenza anche sistemica e economica di una situazione di questo tipo. Tenete presente che tra le due LCA abbiamo circa 8 miliardi di crediti incagliati, quindi di crediti che ancora non sono in sofferenza ma che sono, diciamo, in una posizione di deterioramento transitorio e ci possiamo anche immaginare quello che potrebbe essere l'impatto qualora diciamo, questi crediti incagliati andassero tutti in sofferenza. È stato detto, e vale anche per Vicenza, che un focus particolare è stato portato avanti anche sul processo di dismissione delle partecipazioni degli attivi finanziari. In questo caso Vicenza aveva un portafoglio, diciamo, di partecipazione attivo finanziario, questa è una mia valutazione personale, di maggiore qualità rispetto a quello di Vicenza. Questo ci ha consentito già nelle prime settimane di procedere a dismissioni importanti. Abbiamo dismesso circa 110 milioni di euro di titoli azionari rispetto a Veneto Banca. Cosa ho detto? No, scusate, rispetto a Veneto Banca, scusate. Cioè Vicenza ha un portafoglio attività finanziarie e partecipazione di qualità migliore rispetto a Veneto Banca. Ripeto, questo è un mio giudizio, ma condiviso, ma si traduce anche nel fatto che effettivamente già nei primi mesi di attività sono stati dismessi da Vicenza diciamo, una porzione importante del portafoglio partecipazione e attività finanziarie. Cito due casi abbastanza emblematici, uno circa 110 milioni di euro di titoli azionari quotati sui mercati regolamentati e la partecipazione del 9% in Cattolica Assicurazione, che è stata ceduta qualche settimana fa al gruppo Berkshire Hathaway, tra l'altro con un'operazione che ha generato anche una plusvalenza rispetto ai prezzi medi di carico. Ovviamente stiamo andando avanti nel processo di dismissione, siamo nella fase finale della dismissione dell'altra banca controllata dall'LCA, è stata citata prima per Veneto Banca la BIM. Vicenza ha Farbanca, che è una banca a tutti gli effetti operativa e per la quale siamo nella fase finale di dismissione, e quindi diciamo, il processo di vendita delle partecipazioni degli attivi finanziari sta andando avanti, devo dire, senza grosse problematicità. Io mi fermerei qui e lascerei, se è d'accordo Presidente, la parola al Professor Di Cecco. Professor Di Cecco. Sì, grazie. No, solo qualche dettaglio in più magari su alcune delle cose che il Dottor Viola ha già
già detto. Allora, in realtà proprio partendo da quest'ultima parte, cioè dalla composizione dell'attivo, come è già stato ripetuto, la Vicenza ha sostanzialmente un attivo che è composto per l'85% da crediti deteriorati e per il residuo da partecipazioni. Qualche dettaglio sulle partecipazioni: al di là di quelle già dismesse per circa 136 milioni complessivi che sono titoli quotati, ci si tratta di banche abbastanza importanti, perché stiamo parlando di Farbanca e partecipazioni in società finanziarie importanti come Prestinuova, che sarà oggetto di cessione attraverso un procedimento competitivo, ma al di là di questo poi abbiamo una serie di 20 altre partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio per circa 40 milioni e 100 partecipazioni in società non quotate per circa 58 milioni di valore di bilancio. Complessivamente questi asset fanno circa 850 milioni, che sono un 10%, un 15% del valore del nostro attivo stimato al momento dell'inizio della liquidazione. Per circa invece, un dettaglio soltanto di Vicenza, abbiamo opere d'arte importanti per 55 milioni e è un tema delicato quello della gestione naturalmente di opere d'arte e ci poniamo molta attenzione. Inutile dire quindi che la concentrazione naturalmente dell'attenzione non può che essere dedicata ai crediti deteriorati. A tale riguardo fornisco qualche numero, se può essere di ausilio. La composizione del patrimonio deteriorato, i crediti deteriorati di Vicenza si compone di 2 addendum, quelli di Banca Nuova che sono stati ritrasferiti per vincolo contrattuale il 10 luglio 2017 e si tratta di 28.000 posizioni di credito verso 18.000 debitori per un valore nominale di 880 milioni di euro e un net book value stimato dalla stessa Banca Nuova di circa 500 milioni. La svalutazione è in media del 58% dei crediti deteriorati, significa che li valutano al 42%, e del 24% dei crediti a incaglio o cosiddetti UTP. Questo addendum va aggiunto naturalmente ai crediti in sofferenza che erano della Popolare di Vicenza, i numeri sono significativamente diversi: 91.000 posizioni verso 49.000 debitori per 9 miliardi di valore nominale e circa la metà di valore di stima di recupero. Qui la svalutazione però è diversa in questa stima di recupero di Vicenza, che era un po' più rigida rispetto a Banca Nuova, perché aveva svalutato del 61% i crediti in sofferenza e del 33% invece i crediti ad incaglio. Se volete dunque un numero complessivo, si tratta di circa 120.000 posizioni verso 67.000 debitori, salvo sovrapposizioni tra le due banche, circa 9,8 miliardi di valore nominale e al momento dell'inizio della nostra attività una stima di recupero di 5,2 miliardi per una svalutazione media del 61% dei crediti in sofferenza e del 32% degli UTP. La gestione di questi crediti deteriorati, perlomeno per Vicenza, ci ha occupato sì per credo il 60-70% del nostro tempo, a dispetto di informazioni che naturalmente sui giornali sono diverse. Noi abbiamo assunto circa 40 delibere specifiche per prendere in esame circa 300 posizioni che ci venivano sottoposte dall'attività istruttoria sia del personale distaccato, noi abbiamo 38 persone distaccate gratuitamente da Intesa, sia dalle stesse persone che in Intesa svolgono attività di service per la gestione provvisoria di questi crediti, sintanto che non verranno ceduti a SGA. E abbiamo assunto 140 delibere su singole posizioni creditorie deteriorate in 100 giorni, considerato anche agosto, e di queste 86 decisioni sono state di ristrutturazione e di estinzione del debito con incasso parziale o totale dello stesso. Per 20 decisioni abbiamo invece affidato mandati ai legali convenzionati per vari giudizi, ovviamente per la gestione del contenzioso riferito al recupero di questi crediti. Per altre 20 decisioni ci siamo dovuti interfacciare con altre procedure concorsuali che nel frattempo si erano aperte nei confronti dei debitori e in soli 2 casi abbiamo assunto decisioni di revoca di affidamenti e di avvio di azioni legali. La nostra
il nostro principio è quello di assumere le sole decisioni strettamente urgenti, sì da lasciare a SGA una più ampia discrezionalità nella gestione di questi crediti, visto che non spetta a noi, ma per legge a SGA, la gestione e la valorizzazione dei crediti. Naturalmente, sin tanto che questi crediti non saranno trasferiti a SGA, siamo obbligati naturalmente ad assumere queste decisioni. Sui crediti deteriorati, se il Presidente vuole, potrei fare un focus sui cosiddetti finanziamenti baciati. Allora, in realtà dobbiamo partire da una considerazione. Si tratta di una fattispecie che ha riguardato complessivamente 1225 posizioni, e il periodo è quello dal 2012 al 2015. L'importo complessivo di questi finanziamenti baciati è stato pari a 1 miliardo e 87 milioni. Alla data del 31 dicembre 2016 la banca in bonis vantava crediti nominali deteriorati nei confronti di questi stessi signori che avevano finanziato e poi sottoscritto azioni per 790 milioni di euro, cioè circa il 73% del totale del credito concesso per sottoscrivere azioni, verso 489 posizioni, cioè circa il 40% del totale delle posizioni. Prima dell'avvio della LCA, la banca in bonis ha però definito in via transattiva la propria pretesa creditoria con circa 141 accordi transattivi con propri ex clienti azionisti per un complessivo credito di circa 90 milioni. Residuano dunque alla liquidazione crediti naturalmente contestati dai relativi debitori per circa 997 milioni. I commissari liquidatori al riguardo hanno deciso di non avviare azioni esecutive di recupero nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto questi finanziamenti e li hanno impiegati per sottoscrivere azioni baciate, in considerazione della necessità di approfondire giuridicamente il tema dell'eventuale nullità del finanziamento. È una cosa che naturalmente ci siamo riproposti di fare nelle prossime settimane, abbiamo chiesto dei pareri pro veritate che stiamo ottenendo e sembra corretto dire che al momento tuttavia non abbiamo proceduto con un'azione coattiva nei confronti di questi debitori formali, perlomeno dell'LCA. Qualche dato che si collega riguarda anche a questi concetti, direi che forse può essere dato, ma si tratta di veloci cenni, sul fatto che abbiamo circa 6.100 domande di accertamento del passivo, che sono naturalmente di vario genere, e tra queste domande di accertamento del passivo vi sono anche quelle dei pretesi creditori che ritengono appunto di dover essere ristorati per aver sottoscritto azioni, evidentemente in violazione delle norme sulla sollecitazione. Il contenzioso passivo che dobbiamo affrontare è un altro degli argomenti che si collegano naturalmente anche al recupero dei crediti. Al momento abbiamo circa 4.000 procedimenti giudiziali in corso, procedimenti giudiziali in senso ampio, comprensivi anche cioè di mediazioni che però sono state interrotte per l'avvio dell'LCA. Il petitum complessivo è di circa 1 miliardo e 290 milioni, abbiamo anche una previsione di perdita, ma insomma credo sia irrilevante in questa sede, e di questi 4.000 diciamo, giudizi o procedimenti, 1.430 sono stati intentati proprio da ex azionisti, il cui petitum è circa 895 milioni. A tale riguardo va detto forse qualche cosa in più. Intanto, prima dell'ingresso del Fondo Atlante in Popolare di Vicenza vi erano 119.000 azionisti. La banca in bonis nel periodo 2016-2017 ha avviato un'iniziativa transattiva nei confronti di tutti i 93.211 ex azionisti, che fossero persone fisiche, società di persone ed enti senza fini di lucro, quindi escluse diciamo, le grandi società di capitali o le società di capitali anche non grandi, che rappresentano il 78% degli azionisti che in quel momento avevano perso parte del loro investimento o tutto il loro investimento. Questi azionisti sono coloro che hanno sottoscritto o acquistato azioni dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2016, quindi nel decennio anteriore.
ha offerto, ha sostanzialmente proposto una definizione transattiva di questa pretesa creditoria per risarcimento del danno rispetto alla valutazione delle azioni che è stata appunto ridotta, e è importante dire che hanno aderito a questa offerta transattiva 66.712 azionisti, cioè il 72% del totale. E a fronte di un investimento complessivo da loro effettuato hanno ottenuto un indennizzo transattivo di 192,6 milioni. Questo anche in riferimento alle audizioni precedenti, dove insomma ci si preoccupava naturalmente di coloro che avevano, di piccoli risparmiatori che avevano perso il loro investimento. I non aderenti sono ancora tanti, perché sono 26.499 e presumibilmente possono aver sottoscritto al massimo, se tutti avessero appunto acquistato azioni a 62,5 euro, che è il valore massimo, circa 612 milioni di euro. Peraltro, anche per rispondere ad una sollecitazione di altre audizioni, segnalo che la Banca Bonis nel 2017, quindi prima del nostro arrivo, ha comunque offerto una definizione transattiva a 468 ex azionisti che si lamentavano del fatto di aver trasmesso un ordine di vendita alla banca che non era stato eseguito, ma che poteva essere eseguito rispettando l'ordine cronologico, quindi lamentando una sostanziale non rispetto di questo principio di cronologicità, e offrendo un indennizzo pari a 30 euro per ciascuna azione, quindi un indennizzo diciamo significativo, e hanno aderito a questa offerta transattiva 395 ex azionisti, cioè l'84% del totale, e i quali hanno ottenuto quindi un indennizzo complessivo di 11,8 milioni di euro. Passando velocemente perché sto rubando molto tempo e me ne perdono, ma insomma giusto qualcosa sull'elenco dei principali debitori. Il Presidente Casini ha già detto che abbiamo trasmesso i dati di dettaglio, la riservatezza riguarda il fatto che naturalmente ci sono i nomi e non soltanto i codici, nulla di più. Volevo però dare alcuni dati così sintetici rispetto a questi elenchi. Allora, le prime 100 posizioni classificate a sofferenza al 30 giugno 2017 rappresentano 1,2 miliardi di credito, naturalmente di valore nominale, 1,2 miliardi, cioè il 21% del totale delle sofferenze del gruppo BPV, che sono 5,6 miliardi, quindi insomma un numero, mi permetto di dire, significativo. Su queste 100 posizioni, 21 posizioni per 519 milioni, quindi circa la metà, sono oggetto di richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Banca Bonis e da noi proseguita nei confronti degli ex amministratori, ex esponenti aziendali per criticità nel procedimento di erogazione di questi crediti, e sono individuati nel file che vi abbiamo dato. Per 10 posizioni di credito sulle prime 100 naturalmente si tratta di 186 milioni di clienti che hanno sottoscritto capitale, quindi di clienti che hanno utilizzato queste somme per sottoscrivere finanziamenti baciati. Sono 10 su 100 e il loro totale del credito è 186 milioni. Per quanto riguarda le altre 100 posizioni, sempre di maggior credito, al like it to pay o a incaglio, come si suol dire, al 30 giugno 2017, anche questo è un elenco dettagliato che abbiamo fornito. Qui le prime 100 posizioni, ed è il numero particolarmente significativo, corrispondono a 1,7 miliardi, che sono il 40% del totale degli unlikely to pay, che è pari a 4,2 miliardi. Di queste 100 posizioni, 22 posizioni di credito per 671 milioni sono oggetto di risarcimento del danno richiesto agli ex esponenti aziendali. Sempre delle 100 posizioni, 31 per 588 milioni sono relativi invece a clienti che hanno sottoscritto i cosiddetti finanziamenti baciati, cioè che hanno sottoscritto anche azioni. Un ultimo cenno, se mi può essere consentito, riguarda esclusivamente i tempi. Nel senso che riceviamo moltissime sollecitazioni, tra l'altro veniamo anche accusati di essere forse poco trasparenti, ma siamo pubblici ufficiali, quindi non possiamo certo rilasciare interviste, e questo è un'occasione per dirlo anche a tutti coloro che ce lo chiedono, e quindi non possiamo farlo.
i tempi, riceviamo continue mail, PEC, sollecitazioni per sapere che cosa accadrà. In realtà il dottor Viola ha già detto che il perimetro di ciò che resta alla LCA e alle due LCA, scusate, verrà definito entro la fine di novembre grazie alla conclusione dell'opera e delle attività del Collegio degli Esperti nominato dal MEF e da Intesa San Paolo per la definizione del valore di questo perimetro. Immediatamente dopo decorreranno, come abbiamo pubblicato in un comunicato web, un comunicato che abbiamo pubblicato sul sito web della LCA, i termini per l'insinuazione al passivo, quindi abbiamo al momento circa 6.100 domande, ma possono essere ancora presentate per ulteriori 60 giorni dopo il termine della due diligence. Naturalmente li analizzeremo, formeremo lo stato passivo, però è bene dire, come è stato ribadito da tutti, che per coloro che saranno creditori della LCA e quindi che non rientrano nel perimetro delle passività trasferite a Intesa San Paolo, i tempi per un pagamento dipenderanno dai tempi di recupero del credito, che sarà trasferito a SGA e che ci verrà naturalmente rimborsato, il cui prezzo ci verrà rimborsato man mano che SGA incasserà, però il credito dello Stato è un credito prededucibile, quindi bisogna essere onesti e dire che i tempi non sono certamente di qualche mese, ma forse di qualche anno. Grazie Presidente. Io ho finito. Sì. Professore, mi sembra, grazie anche dei dati che ci ha fornito, il dottor Ferrario non ha necessità di integrare. Allora, io direi che il dibattito è aperto, nel senso che le domande che vogliono essere rivolte, se voi vi segnate. Allora, scusate un secondo, potete segnare per cortesia. Tosato. Grazie Presidente. Ma innanzitutto vorrei porre alcune domande al dottor Viola. È uscito un attimo perché ha un colpo di tosse, ma comunque sta tornando, allora, parte dalle altre. Sì, una domanda di carattere generale. Già nel dibattito che è avvenuto alla presenza di Barbagallo di Banca Italia si è parlato dell'individuazione di Banca Intesa San Paolo come soggetto che è stato individuato per la procedura di cessione di attività e passività aziendali. Vorrei un approfondimento su questo tema dal vostro punto di vista, e cioè quale procedura è stata seguita per l'individuazione di Intesa San Paolo, ma in particolare quali erano gli altri concorrenti e cosa si è fatto per allargare il più possibile la base dei possibili soggetti interessati a tale operazione. Posso rispondere subito? Dicendo semplicemente che non l'abbiamo fatta noi, è stata fatta anteriormente alla nostra nomina. Noi siamo arrivati quando la procedura era già stata completata, tanto che abbiamo sottoscritto il contratto di cessione con un decreto ministeriale che ci ha ordinato di sottoscriverlo. No, vi chiedo se siete in grado o avete la volontà di fare una valutazione su questa. No, valutazioni soggettive non ne facciamo. Non ne volete fare. Non possono farle. Scusate colleghi, diciamo, ha risposto per cortesia a una domanda che naturalmente non andava rivolta ai liquidatori. Comunque Tosato, continui. Io proseguo con altre domande, se mi permette. Sì, ma scusate, però vi prego di farlo voi il discernimento sulle domande, perché se le domande hanno destinatari diversi è inutile farle. Sì, poi la domanda principale che volevo rivolgere al dottor Viola, che non è possibile fare, io attendo un attimo. Un'altra domanda è: quali sono stati i criteri utilizzati per definire la lista dei creditori? E in particolare alcuni hanno ricevuto comunicazione, altri no, rispetto alla... Se si sta riferendo ai creditori inteso come, cioè coloro che hanno diritto a essere insinuati al passivo, non possono aver ricevuto nessuna comunicazione perché non le abbiamo inviate né in Veneto Banca né in Popolare di Vicenza. Temo che c'è un articolo del Sole 24 Ore che affermava. Volevo sapere se era fondato o meno quella... Noi potremo... Tratto il dottor Viola che lei bramava, per cui... Possiamo confermare anche per Veneto Banca, il professor Di Cecco parla per Vicenza naturalmente, e per Veneto Banca possiamo confermare che non abbiamo ancora inviato nessuna comunicazione. Come spiegava prima l'avvocato Leprù, i tempi di questa procedura sono diversi, è una liquidazione coatta speciale, disciplinata in gran parte in deroga alle norme comuni da questo decreto legge 99 che tutti conoscete, quindi i tempi sono diversi da quelli usuali e per ora non abbiamo potuto inviare nessuna tipo
di comunicazione, quindi se la notizia di stampa evidentemente non ci sembra fondata. Io vorrei chiedere invece al dottor Viola, visto che è stato amministratore delegato sia di Monte dei Paschi che di Popolare di Vicenza. Io la interrompo subito. Domande al dottor Viola che riguardano Monte dei Paschi o altre cose sono estranee all'ordine del giorno, punto e basta. Non ho ancora fatto una domanda. Sì, ma glielo dico subito, dato che si fa riferimento subito al Monte dei Paschi, glielo voglio dire perché quando parleremo del Monte dei Paschi qui le regole vanno rispettate. Ho solo determinato qual è il ruolo che ha ricoperto, i ruoli importanti nel settore. Ok, è stato amministratore delegato di Monte dei Paschi e Popolare di Vicenza, due banche che la BCE ha indicato come in una situazione di deficit di capitale già dopo gli stress test di ottobre del 2014. Io le chiedo, alla luce della sua lunga esperienza precedente, ci potrebbe spiegare come, al momento di accettare i due incarichi, aveva valutato la situazione di queste due banche? In particolare, come pensava di evitare quello che poi si è realizzato, ovvero l'utilizzo di soldi pubblici per il salvataggio delle stesse. Poi il ritardo nella risoluzione delle criticità di MPS ha influenzato la possibilità di realizzare aumento di capitale sul mercato per Popolare di Vicenza? Visto dall'esterno sembra che l'attività del governo per trovare una soluzione di mercato per MPS sia stata molto superiore a quella svolta per Popolare di Vicenza. Nella sua esperienza ciò risulta vero, può essere una considerazione legittima? Ritiene infine che il ritiro della garanzia di Unicredit dall'aumento di capitale di Popolare di Vicenza abbia comportato un danno irreparabile per la possibilità di salvataggio della Popolare di Vicenza? Do la parola al dottor Viola, naturalmente ho già fatto le considerazioni ai commissari, per cui la faccio anche a lui perché... Allora, partendo dalla prima domanda relativa allo shortfall di capitale, in realtà io sono entrato nel gruppo Popolare di Vicenza a dicembre del 2016, quindi diciamo gli stress test, o meglio il comprehensive assessment che diciamo è stato fatto alla vigilia dell'introduzione del sistema bancario europeo data ottobre del 2014, quindi diciamo sono passati più di 2 anni. Quello che le posso dire è quello che le valutazioni che io ho fatto nel momento in cui sono entrato alla Popolare di Vicenza come amministratore delegato e Veneto Banca come semplice membro del Consiglio sul capitale. Allora, innanzitutto mi è stato richiesto da Atlante, che come voi sapete era a dicembre 2016 il principale azionista delle due banche venete, di occuparmi del progetto di risanamento e di rilancio delle due venete che prevedeva il progetto di fusione accompagnato da un'importante e ulteriore ricapitalizzazione. È stato già ricordato, ma forse vale la pena di sottolinearlo, Atlante entra diciamo, nelle due venete nel corso del 2016 investendo 2,5 miliardi. A questo riguardo rispondo subito alla domanda finale sulla mancanza della garanzia di Unicredito. In realtà diciamo il fatto che sia subentrato praticamente immediatamente un socio importante come Atlante, ma questo è un mio giudizio personale, ha limitato i danni, nel senso che la banca ha trovato in un investitore come Atlante quei capitali che diciamo nel precedente progetto avrebbero dovuto essere raccolti sul mercato. Lasciatemi dire che probabilmente col senno del poi mi dispiace per Atlante, ma forse l'intervento di Atlante ha evitato anche altri tipi di problemi, perché proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se nel luglio del 2016, mi riferisco a Vicenza, fosse andato in porto l'aumento di capitale con collocamento dei titoli sul mercato dei capitali. Progetto di fusione, dicevo, con una importante ulteriore ricapitalizzazione
che doveva servire per sostanzialmente ridurre il rischio sia creditizio che legale che finanziario delle due banche fuse, recuperare un riequilibrio della situazione finanziaria e migliorare lo standing patrimoniale della banca, che come voi sapete è un prerequisito per il rilancio commerciale. Questi erano i capisaldi del progetto originario. Tra l'altro attraverso la fusione si voleva perseguire obiettivi di sinergia e quindi di recupero di efficienza, ma non si voleva cambiare il modello di banca, nel senso che l'obiettivo era quello di confermare un modello di banca regionale rivolta alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che però fosse in grado di generare una redditività attrattiva per generare sia il capitale interno di cui la banca ha bisogno, ma anche per remunerare giustamente gli azionisti. Allora, che cosa è accaduto nel mese di gennaio-febbraio? È accaduto che in questa attività di elaborazione del progetto del piano industriale del progetto di fusione, il fabbisogno di capitale connesso a questo piano è risultato essere molto superiore rispetto a quelle che erano le stime fatte da Atlante, ovviamente con dati pubblici dall'esterno, nel corso dell'ultima parte del 2016. Questo, devo dire, ha sorpreso anche me, perché la mia entrata era collocata nell'ambito di un'operazione interamente privatistica, che chiaramente però presupponeva dei fabbisogni di capitale alla portata di investitori privati, con un fabbisogno di capitale, tra l'altro sono dati ormai pubblici perché è stato pubblicato dalla Popolare di Vicenza in bonis il piano industriale originario, che prevedeva un fabbisogno di capitale di 4 miliardi e 7 dopo che Atlante aveva già investito 1 miliardo a fine anno per assicurare il rispetto dei requisiti patrimoniali e finanziare quell'offerta pubblica transattiva, questo per tutte e due le banche, che era un presupposto per ridurre il rischio legale, per cercare di dare un primo segnale di discontinuità e di positivo nei confronti degli azionisti privati di Popolare di Vicenza. Questo fabbisogno di capitale di 4 miliardi e 7 ha praticamente spazzato via qualsiasi tipo di ipotesi di operazione privata, perché all'epoca non c'era un fondo di investimento, non c'era nessun investitore privato che avrebbe messo quella cifra nel progetto e di conseguenza questo è il motivo per cui i due consigli di amministrazione il 17 di marzo hanno avviato la procedura per richiedere il cosiddetto precautionary recap, cioè la ricapitalizzazione pubblica che sarebbe servita per supportare questo progetto di fusione, di ristrutturazione e di rilancio. Siamo andati avanti 2 mesi e mezzo con una fittissima interlocuzione con le autorità sia domestiche che europee, quindi DG Comp e ECB da una parte, MEF e Banca Italia dall'altra. Siamo arrivati alla fine di maggio e ancorché senza una formale manifestazione da parte della Commissione europea, insomma, si è capito che non c'era lo spazio per ottenere quei capitali attraverso il precautionary cap che sarebbero serviti per supportare e finanziare questo progetto di risanamento e di rilancio. Quali sono gli elementi su cui, anche leggendo le carte che ci sono state inviate, si percepisce come articolato il giudizio negativo da parte delle autorità europee? Direi in primis il fatto che nel corso dei mesi la situazione delle due banche oggettivamente si è deteriorata sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista patrimoniale, e questo direi principalmente a causa dell'enorme incertezza che ha caratterizzato questa fase storica delle due banche. Tra l'altro ebbi modo anche pubblicamente di sollecitare una pronta risposta, perché le banche non possono rimanere in una situazione di incertezza
come francamente le due Venete, in parte anche il Monte Paschi, ma le due Venete in questo caso si sono trovati a dover operare. Abbiamo avuto dei deflussi di raccolta importanti nella prima parte dell'anno, che si aggiungono ai deflussi che c'erano già stati nel corso del 2016. Chiaramente questo peggioramento della situazione di partenza, a parità di obiettivi di piano sia da un punto di vista patrimoniale, finanziario che economico, ha fatto sì che questi obiettivi potessero apparire alla luce di coloro che ci dovevano valutare eccessivamente ambiziosi, perché se dobbiamo saltare i 2,10 metri di salto in alto e abbassiamo gradualmente l'altezza del pavimento, è chiaro che i 2,10 metri diventano 2,20 metri, 2,30 metri. E questo, in modo un pochettino sintetico, è quello che è successo. Chiaramente il progetto, ripeto, per chi lo vuol vedere, credo che sia ancora nel sito di Popolare di Vicenza, era un piano ambizioso, un piano con un forte recupero di efficienza operativa e quindi di taglio di costi, un recupero di produttività commerciale, soprattutto il lato raccolta, perché le banche avevano perso tantissimi depositi nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, e dal nostro punto di vista anche un parziale recupero significativo ma parziale avrebbe costituito un presupposto per supportare il piano di rilancio. Tutto ciò, come voi ben sapete, non è stato sufficiente, nel senso che alla fine le autorità europee, in particolare la BCE, ha dichiarato in quel 23 di giugno la situazione di dissesto, likely to fail o fail, che poi è stato quello che ha fatto, è il catalizzatore di tutte le decisioni successive. Concludo sottolineando un aspetto che credo che sia dovuto ai precedenti consigli di amministrazione, cioè quei consigli di amministrazione che si sono presi in carico per un periodo molto più lungo di quanto non abbia fatto io il tentativo di risanamento e di rilancio. C'è stata una fittissima interlocuzione con le autorità sia domestiche che europee fino proprio agli ultimi giorni, con l'obiettivo evidentemente di capire quali potevano essere da una parte gli spazi di manovra per portare a compimento il progetto unitario e qualora questo non fosse possibile, quali erano nell'ambito di quella che è la normativa prevista in sede europea gli obblighi in capo ai consigli di amministrazione. I consigli di amministrazione credo che abbiano fatto veramente tutto quello che era nelle loro possibilità per gestire al meglio questa situazione di crisi. Per quanto riguarda la domanda sul governo, io francamente non potevo seguire l'altra vicenda, ma quello che posso testimoniare è che il governo sul fronte delle due Venete ha fatto secondo me tutto quello che io personalmente mi aspettavo facesse, cioè nel senso che la situazione oggettivamente delle due Venete si era deteriorata molto, i tempi tecnici di risoluzione delle crisi in Europa non sono brevissimi, l'abbiamo constatato sulla nostra pelle, però oggettivamente non riesco a individuare delle situazioni in cui il governo non ha fatto delle cose che doveva fare. De Pin. Grazie Presidente. Alcune domande precise. Qualcosa è stato specificato, però vorrei venisse ulteriormente spiegato a noi e soprattutto ai risparmiatori. Intanto la questione come verrà affrontato e valutato per la questione degli scavalcati, ne aveva accennato prima il dottore, nell'evasione degli ordini di vendita e rinegoziazione da parte delle azioni da parte delle due banche in estrema sintesi.
sintesi, si tratta di migliaia di persone che hanno correttamente presentato ai due istituti l'ordine di vendita delle azioni possedute e che si sono visti scavalcare nell'evasione di tali ordini da chi non aveva presentato nessuna richiesta scritta. E c'era questa lista che poi non è stata presentata, mi sembra, la Consob aveva dichiarato che c'era, però mi pare che a tuttora non c'è. Poi, seconda domanda, rimangono da affrontare, valutare e dirimere le questioni revocatorie, transizioni eseguite all'interno del perimetro delle piattaforme risarcitorie. E poi nello specifico rimane da affrontare, valutare e dirimere le questioni legate ai reati di mendacia bancaria, ingenti finanziamenti che sono stati concessi a fronte di chiare ed inequivocabili situazioni di insolvibilità e di mancanza di patrimonializzazione, mancanza di redditività, finanziamenti spesso concessi a soggetti che presentavano documentazioni inequivocabilmente false. Ecco, molte domande e in particolare, allora io vorrei sapere anche come mai, io ho presentato anche un'interrogazione parlamentare, come mai il dottor Viola ha accettato questo incarico, visto, insomma, lui adesso ha spiegato, secondo me lei ha spiegato benissimo la situazione, insomma, il crollo delle due banche è dovuto dalla Banking Union e ce l'ha detto lei adesso e ce lo ha confermato, insomma, primo pilastro, secondo pilastro, poi mancanza del terzo pilastro, l'Italia è stata assoggettata alle prime due regole senza nessun paracadute poi per il terzo pilastro, quindi sicuramente è dovuto tutto da queste direttive e in particolare BCE per quanto riguarda in particolare le due banche venete. E quindi perché ha accettato l'incarico, visto che il progetto che poteva essere, ce l'ha ripetuto lei adesso, poteva essere anche interessante di unire le due banche e di trovare nuovi investitori e quindi fallito questo perché le faccio questa domanda perché è stata chiesta a me da molti risparmiatori, perché si sentono derisi visto che questo fallimento, perché è stato comunque un fallimento questa proposta, e quindi rivedersi la stessa persona che comunque non è riuscito minimamente a portare a termine qualsivoglia salvataggio pone veramente in difficoltà i truffati. Poi ribadisco il fatto che per quanto ci riguarda lei ritiene l'operato del governo la messa a disposizione l'operato del governo positivo, invece io lo ritengo un passo falso, perché praticamente è entrato a gamba tesa su una questione che forse andava risolta in tutt'altri termini. Quindi sicuramente conflitto di interessi e questioni gestite malissimo, però adesso c'è la questione da risolvere, perché questi creditori debitori vanno sicuramente tutelati e creditori, però c'è anche la questione NPL, cioè chiedo a voi liquidatori, cioè analizzate singolarmente gli NPL, perché la BCE ci mette fretta, perché non possiamo noi italiani gestirci i nostri NPL attraverso insomma un controllo specifico e accentrato sul miglior risultato senza pressioni da altri stati. Grazie. Scusate, dividiamo le considerazioni che i commissari possono sempre fare e rispondono loro, sono giudizi, opinioni, eccetera. Non facciamo domande alle persone che vengono per poi lamentarci delle risposte, perché se gli si chiede qual è l'operato secondo lei del governo eccetera, uno dice negativo o positivo, ma gli abbiamo chiesto noi, per cui non è che dopodiché la professoressa Scognamiglio credo che sia in grado di rispondere a queste domande, alla parte di domande, non di considerazione.
Ovviamente non a quelle che sono state rivolte al dottor Viola, ma per quanto riguarda informazioni che sono state chieste su punto 1, cosiddette vendite a scavalco o a scavallo, è stato già detto per Banca Vicenza, per Banca Popolare di Vicenza sono stati forniti già dati addirittura quantitativi specifici dal collega Di Cecco, non mi ripeterò sui dati numerici perché per non perdere troppo tempo, quelli posso soltanto dire che quelli di Veneto Banca sono leggermente inferiori, ma il fenomeno dal punto di vista qualitativo è stato lo stesso, cioè c'è stato un momento in cui le azioni, cioè gli azionisti, i soggetti che hanno comprato azioni a prezzi così anche elevati diciamo per ogni azione e hanno cominciato a sentire odore di bruciato, volevano vendere, hanno cominciato ad aver timore dei successivi sviluppi, hanno emesso l'ordine di vendita, emanato l'ordine di vendita che sembra che non siano stati rispettati questi ordini di vendita, non sia stata data preferenza a qualcuno rispetto a qualcun altro, ma a questo tema è stata data già risposta molto prima, diciamo alcuni mesi prima del nostro arrivo, quindi è una testimonianza del relato ovviamente comunque attestata dalla documentazione che abbiamo letto ed esaminato tramite l'offerta pubblica di transazione già citata dai colleghi, che ha previsto proprio un trattamento specifico con un ristoro economico, quindi pagamento di somme di denaro pari al circa, per quanto riguarda Veneto Banca, al 50% dell'investimento fatto, laddove era stata anche lamentata la violazione dell'ordine di vendita o meglio lo scavalco da parte di ordini di vendita pervenuti successivamente. Posso dire in termini sintetici e generali che per noi commissari la prima impressione, proprio il primo impatto con queste procedure è stato proprio il primo giorno dell'insediamento, parlo per Montebelluna, penso sia lo stesso a Vicenza, proprio l'incontro con alcuni azionisti, cioè soggetti che avevano investito in azioni di questa banca e che lamentavano in maniera molto forte, molto intensa il danno subito. È certamente il problema dal punto di vista della tensione sociale che si respira intorno a queste procedure il problema numero uno. Ne siamo ben consapevoli, però è anche vero che in parte il problema era stato affrontato in passato, cioè prima della LCA, con l'offerta pubblica di transazione. Era stata anche avviata un'iniziativa cosiddetta welfare per gli azionisti in condizioni disagiate, di minore reddito, cioè quelli economicamente disagiate. Questa offerta noi abbiamo dovuto sospenderla perché la LCA non può fare pagamenti, ma stiamo facendo di tutto per cercare di riprenderla in qualche modo, di far arrivare questo ristoro ai più disagiati. Per il resto ci sono, come è stato già detto, richieste di ammissione al passivo fondate su domande risarcitorie. Possiamo assicurare che saranno valutate una per una. Chiaramente chi lamenta violazione delle norme sui servizi di investimento, la cosiddetta MiFID, quindi vendita, il cosiddetto mis-selling delle azioni, cioè azioni vendute male a soggetti non preparati senza fare la cosiddetta profilatura del cliente, tutto questo potrà essere oggetto sarà oggetto di valutazione caso per caso e potrà dar luogo a pretese risarcitorie nei confronti della procedura. Il problema è che queste pretese risarcitorie, proprio perché noi abbiamo il creditore prededucibile, lo Stato, che occupa una grossa parte, quindi con i suoi miliardi di credito, come è stato già ricordato, che vanno pagati in prededuzione, quindi queste pretese risarcitorie degli azionisti che si assumono danneggiati o addirittura truffati potranno trovare ristoro soltanto come crediti cosiddetti chirografari, cioè in posizione secondaria, e quindi il timore che noi dobbiamo manifestare per serietà e trasparenza è quello che alla fine non basti. Però può essere che troviamo che possiamo canalizzare, può essere risarcimenti danni, abbiamo anche la costruzione di parte civile in sede penale con la confisca dei beni di alcuni di questi soggetti indagati, quindi noi stiamo veramente esplorando in via così per ora ex ante tutte le possibili strade, vedremo ex post cosa succede, se la liquidazione avrà successo e se riusciremo a vendere bene tutte le nostre attività, che sono soprattutto, come abbiamo detto, i crediti deteriorati, anche gli azionisti che sono stati effettivamente danneggiati potranno avere un parziale ristoro, parziale perché comunque una procedura concorsuale che paga, come si dice, in moneta concorsuale, e comunque, ripeto, le posizioni vanno analizzate caso per caso, non si può fare un discorso generale, ci sono alcuni che si lamentano soltanto perché le azioni hanno perso valore e purtroppo questo è un rischio insito in ogni investimento azionario, non può essere un rischio indennizzabile in linea giuridica, cioè in punto di diritto. Sul secondo punto che lei ha sollevato, erogazione sconsiderata
il credito. Effettivamente in alcuni casi si ritiene che ci siano stati di erogazione sconsiderata del credito, cioè a soggetti che si poteva che non avevano elevati indici di solvibilità, non avevano adeguati indici di solvibilità, e su questi casi c'è stata su alcuni di questi casi è imperniata l'azione di responsabilità che è stata già intentata contro alcuni dei presidenti degli amministratori. Quindi noi diciamo qualcosa è stato già fatto, se il Tribunale davanti a cui pende l'azione, che è quello di Venezia, darà ragione e riconoscerà un risarcimento danni su queste posizioni, contestualmente stiamo avviando le azioni esecutive e le azioni, scusate, conservative, e quindi noi confidiamo che attraverso l'azione di responsabilità possa essere recuperato qualcosa che indennizzi della mala gestio in tema di concessione del credito. Anche qui è necessaria un'analisi caso per caso, perché ovviamente non tutti i comportamenti sono uguali. Grazie, per me molto chiaro, penso per tutti. Onorevole Paglia. Grazie Presidente. Io innanzitutto pregherei la Commissione di riflettere sul fatto che anche oggi emerge ancora questo tema, diciamo, della fiducia collegata al tempo, cioè anche oggi emerge il fatto che aver lasciato, come dire, queste crisi, cioè situazioni di crisi, si è detto delle Venete, ma è stato citato anche il Monte dei Paschi, credo correttamente, languire per mesi e anni sapendo che c'era una crisi in corso, ma senza andare a proporre una soluzione, abbia poi determinato di fatto il peggiore fra gli esiti possibili. Questo credo che sia di nostro interesse, perché credo che questa Commissione, oltre che tutto il Parlamento, avrebbe l'obbligo di chiedersi perché questo sia successo e se fosse evitabile, cioè perché le autorità di questo Paese nel suo complesso, sapendo che c'era un problema e sapendo che per lo specifico del settore su cui quel problema interveniva, lasciarlo annegare, diciamo, l'avrebbe semplicemente aggravato, eppure ha consentito che succedesse. Né il Governo, credo il Governo prima di tutto, né le autorità di vigilanza, ma il Governo prima di tutto, si sono minimamente preoccupati di intervenire per tempo, cioè in tutti gli altri paesi europei, e ditemi se sbaglio, si è intervenuti immediatamente, cioè, perché si sapeva che andava a finire male. Qui da noi, pur sapendo, diciamo, che se il costo era 1 all'anno X sarebbe stato 10 un anno dopo, si è consentito serenamente di andare verso il disastro. Questa mettiamola, diciamo, fra le osservazioni, ma io credo sia ad un certo punto uno dei nodi decisivi che noi dobbiamo affrontare, perché la responsabilità della politica, non della politica, della maggioranza di governo di questo Paese sta esattamente a questo punto, e credo non sia nemmeno smentibile, francamente, tanto è oggettivo. Le domande che io vi farò hanno a che fare probabilmente più con una richiesta di opinioni, francamente, che di domanda puntuale, perché probabilmente alcune di queste andrebbero poi ripetute a chi gestirà i crediti, cioè SGA, però purtroppo non siamo in condizione ora di farlo. Però io credo che alcune opinioni, anche se poi non sarete poi voi a gestirli, potete darcele. La prima domanda che io vi faccio è questa: rispetto al fatto, voi siete tutti, diciamo, persone esperte di banca e di crediti, diciamo così. La situazione che vi siete ritrovati fra le mani rispetto ai crediti inesigibili, sia quelli incagliati che a sofferenza, ha a che fare con l'ordinarietà di una banca mal gestita o siamo oltre? Cioè, qual è il livello di mala gestio dal vostro punto di vista che può aver determinato un accumulo simile di sofferenze nei due istituti che, come abbiamo visto anche dai dati che ha dato Banca Italia, sono, pur in una situazione di grandi difficoltà del sistema bancario italiano, emergono, diciamo, in termini di gravità. Quindi questa è la prima domanda. E se vi siete anche, diciamo, fatti un'opinione su come sia stato possibile, nel caso che la risposta sia affermativa, arrivare ad una situazione di questo tipo. La seconda domanda è, ve lo chiedo, diciamo, da esperti del settore, se con l'attuale, questo è un tema che in qualche modo è già emerso, con l'attuale situazione che avrà SGA, cioè l'assenza di una licenza bancaria sostanzialmente, saranno in grado di gestire gli incagli. Cioè, a normativa vigente, quel lavoro che voi in qualche modo state provando a fare, ci avete anche spiegato, cioè di gestione degli incagli, sarà in grado di farlo SGA una volta che glieli abbiate ceduti?
La terza ha a che fare col tipo di... voi li avete visti, insomma, li avete profilati, immagino, queste sofferenze. Allora, a noi è stato detto che sono sofferenze in buona parte, almeno per la metà, legate direttamente al settore immobiliare, cioè con un sottostante immobiliare diretto e presumibilmente per un'altra parte garantiti da... immagino, ma questa è una domanda che vi faccio, che questi immobili abbiano anche una certa concentrazione territoriale, visto il tipo di banche di cui stiamo parlando. Ora, una gestione del recupero di questi crediti che passi per l'alienazione di questi immobili, che tipo di impatto può avere dal vostro punto di vista sul mercato immobiliare di quelle aree? Se dovesse essere gestita nei tempi più rapidi possibili che dovrebbe imporre, diciamo, la volontà di recuperare un credito. La terza invece riguarda proprio voi. Rispetto alla gestione delle partecipate, voi le state dismettendo, come è vostro mandato, vi chiederei di approfondirle una per una e di spiegarci anche dal punto di vista del personale come va a finire. Perché noi sempre, la maggioranza si è impegnata, diciamo, con i lavoratori uno per uno al fatto che nessuno di loro avrebbe perso il posto di lavoro. Questo è vero per i dipendenti diretti, pare che sulle partecipate qualche problema possa esserci, quindi questa è una domanda che vi faccio invece direttamente. Allora, chi vuole rispondere? Noi siamo aperti. Allora, professore. Vabbè, nessun giudizio personale, non credo che spetti a noi dare giudizi personali. Su alcune domande però si può dare una risposta. SGA e gestione degli incagli senza licenza bancaria. La ragione del fatto che SGA non ha ancora ricevuto i crediti da noi è unicamente questa, è trovare cioè la modalità tecnica attraverso la quale una società, un intermediario finanziario priva di licenza bancaria possa gestire o prendere decisioni, per meglio dire, su crediti vivi che possono tornare in bonis. La soluzione tecnica non spetta a noi trovarla, ma evidentemente a SGA, al MEF e a Banca d'Italia. Ne parliamo spesso, naturalmente, perché con molta franchezza vorremmo anche noi cedere i crediti il prima possibile per tornare, diciamo, ad una vita normale, però non sono in grado di dare una risposta tecnica. Ce ne sono state diverse ipotesi, ma nessuna definitiva. Certamente c'è bisogno della collaborazione di una banca, su questo non c'è alcun dubbio. Poi come questa collaborazione debba essere svolta non saprei dirlo. Sulla dismissione degli immobili mi pare che non si tratti di un'opinione che non mi sentirei di dire. Certamente quello che posso dire è che la metà di questi crediti sono ancora crediti incagliati, il che significa che vanno gestiti, diciamo, ancora in bonis, per quanto difficile possa essere, mentre l'altra metà riguarda naturalmente crediti NPL. Sulle partecipazioni di dettaglio sarei lieto, il punto fondamentale è che dare un'informazione su ciascuna di esse forse è un po' lungo, dite voi quanto tempo abbiamo e non c'è problema, le informazioni le abbiamo. In realtà abbiamo anche, se volete, una relazione che potremmo lasciare al Presidente ed eventualmente poi Potreste dare agli atti. Va bene. Bene. Girotto. Dal Moro. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli auditi. Alcune domande. Innanzitutto una cosa, devo dire, ogni audizione scopriamo un termine nuovo. Siamo entrati con le bacciate. Abbiamo scoperto le porte girevoli e oggi siamo arrivati alle scavalcate. È una cosa simpatica, devo dire, di questa Commissione, scopriamo di volta in volta terminologie per le quali i media un po' si appassioneranno rispetto al tema. E quindi, per andare poi nella concretezza delle domande, alcune cose di riferimento. La prima, soprattutto, insomma, ci è utile vedere le relazioni degli auditi, perché così da un ascolto, da una lettura, alcuni dati che avete indicato, ma mi riservo di controllarli con precisione, rispetto ai dati che sono stati rilasciati da Banca d'Italia e dal Consob, divergono leggermente e quindi bisognerebbe fare un parallelo da questo punto di vista per capire. Faccio un esempio. Quando è stato da parte vostra il valore dei finanziamenti baciati non detratti dal patrimonio della vicinanza per Veneto Banca e Popolare di Vicenza? Ecco, questa è una prima domanda. Io ho i dati delle risposte di Consob di Banca d'Italia e potremmo già fare un raffronto da questo punto di vista. La seconda domanda riguarda gli scavalcati, che gli scavalcati hanno dovuto una doppia valenza, cioè quelli che hanno scavalcato avanti e quelli che hanno scavalcato indietro. Cioè quelli che hanno scavalcato avanti sono quelli che hanno venduto le azioni un po' prima
che successe il crollo. E ci sono quelli invece che hanno scavalcato indietro, che sono quelli che hanno passato avanti degli altri nella vendita delle azioni. È stato un trotto, diciamo, in due modi. Allora, il tema è, rispetto, lo dico al Presidente, perché il Presidente inizialmente nella sua relazione introduttiva diceva, ma rispetto ai mezzi a stampa è apparsa la notizia di queste vendite, vi dice no, non è mezzo a stampa. Io personalmente già da 2 audizioni che chiedo, basta vedere il registrato, che chiedo di sapere quali sono stati i soci privati, società che hanno venduto azioni nei giorni, mesi precedenti, quindi a fianco a ogni vendita la data della vendita, perché presumo che probabilmente scopriremo qualcosa di interessante. Poi la stampa l'ha anche rilanciato, ma è 2 volte che faccio questa precisa richiesta. Terza domanda, l'elenco di questi scavalcati, cioè l'elenco di quelli che hanno fatto domanda che le proprie azioni fossero vendute e non sono state vendute e sono state scavalcate dagli altri, queste cose che avete rilevato, avete fatto la segnalazione alle rispettive procure della Repubblica? Perché evidentemente diciamo che noi riteniamo dovesse essere almeno acceso un faro, diciamola così, senza fare giù. È stata fatta la segnalazione? Altra domanda, nella vendita degli asset, se possiamo avere un quadro preciso di quali sono gli asset mobiliari e immobiliari con cui fate riferimento per le 2 banche, alcuni sono stati venduti come l'operazione Cattolica, apro una parentesi Cattolica, c'è un contenzioso aperto comunque con Cattolica rispetto alla put che è stata esercitata, volevo sapere a che punto è la parte dell'azione riferita alla Cattolica rispetto alla put. E in questi asset c'è il tema della BIM, che l'altra volta aveva già sollevato il collega Zanetti, che io in qualche misura avevo ripreso. Adesso, al di là della vicenda di quello che è successo prima, sappiamo sono stato intervento della BCE, di Banca d'Italia per la non onorabilità, diciamo, trasparenza di alcuni partner soci che dovevano fare l'acquisizione, ma questo fa parte di prima e avremo modo di ritornarci quando andremo a fare le prossime audizioni. Ma nella vostra valutazione, cioè rispetto alla cessione di questo asset, mi riferisco all'ultima parte, non quella che riguardava il Zurigo, per capirsi, l'assegnazione sembra essere, diciamo, stata data, se non ancora conclusa, in attesa delle autorizzazioni che devono arrivare da chi di competenza, al gruppo Atestor Capital rispetto al gruppo Barents Re, che aveva, così almeno per fonti giornalistiche, fatto un'offerta più vantaggiosa in termini economici rispetto al vincitore. Volevo capire com'era la situazione da questo punto di vista e anche per la modalità che tutto sommato è stata intrapresa, cioè una cessione di questa, diciamo, una cessione di questo asset con una chiusura del pagamento a 5 anni, diciamola così, almeno ci pare un po', un po' anomala rispetto alla prassi e alle procedure che generalmente sono state utilizzate da questo punto di vista. Basta, mi fermo qua per il momento, grazie. Qualcosa su Vicenza posso rispondere io, l'elenco dei preferiti e l'elenco dei pretermessi, nessuna difficoltà nel produrli, bisogna soltanto andare a recuperarli, non è certo la nostra, diciamo, priorità di tutti i giorni guardare quello che è successo ieri, ma certamente li recuperiamo. È ovvio che le segnalazioni alla Procura della Repubblica sono un nostro obbligo e non una nostra facoltà, abbiamo una relazione ex articolo 33 della legge fallimentare dove dovremo segnalare tanti fatti o tutti i fatti che avremo individuato. Voglio interromperla, quindi mi dite, perché siccome i procuratori non ce ne hanno fatto cenno, il procuratore non ce l'ha fatto cenno, voi ci confermate che avete segnalato al procuratore della Repubblica? Segnaleremo quando faremo la segnaleremo? Sì. E perché non l'avete segnalato fino ad oggi? Perché non abbiamo ancora effettuato l'elenco, non abbiamo avuto il tempo materiale di occuparci di questo. Onorevole, noi in questo momento ci stiamo occupando di ciò che reputiamo essere urgente, cioè di mantenere vivi dei crediti, di gestire il Voglio fare la polemica, ma lei ritiene che non era urgente, che quelli che sono stati defraudati perché sono stati scavalcati non aveva il carattere di urgenza? Io non ho una preferenza sulle urgenze, tutto è urgente e naturalmente è nostro compito segnalare tutte le irregolarità o gli illeciti che individueremo.
Se lei ci ha fatto la domanda, l'avete fatto sino a ieri, la risposta è non lo abbiamo ancora fatto, non abbiamo nessuna difficoltà nel produrle l'elenco dei preferiti e dei pretermessi. Sui pretermessi mi sembrava di essere stato però chiaro che perlomeno su Vicenza, dai nostri elenchi, in realtà il 72% ha raggiunto un accordo transattivo di coloro che, no scusi, l'84%, comunque i dati saranno nella relazione, 395 su 468. Restano 73 posizioni che non hanno accettato l'offerta transattiva di 30 euro per azioni ed è chiaro che avranno un credito risarcitorio, è stata una loro scelta e saranno certamente ammessi al passivo. Molto velocemente sul put, sul diritto di put di Cattolica, noi reputiamo che Cattolica ha i suoi diritti, come tutti i creditori, di insinuarsi al passivo. Chirografario. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Scusi. Sui finanziamenti, tu i dati che hai dato non hai dato il dato con la deduzione sul capitale, ma semplicemente il valore. Ci sono delle tabelle, sono quelle ufficiali che sono anche pubblicate sì, tra l'altro sul bilancio 2016. Quindi... Sì, però siccome si faceva riferimento ai finanziamenti che non sono stati dedotti, io nella relazione oggettivamente non so se l'ho distinto, ce lo segniamo però. Lo inseriamo per consentire una comparazione con quello che diceva lei. Esattamente. Non l'abbiamo, appunto. Scusa? Lo integriamo. Per quanto riguarda la vendita di BIM, allora una piccola premessa. BIM è una banca che credo tutti voi conoscete, quotata, che negli ultimi anni ha avuto una serie di traversie, ma al di là delle traversie la fotografia che è abbastanza nitida, devo dire, che emerge guardando BIM oggi, è che è una banca che ha sostanzialmente due problemi. Il primo è la qualità dell'attivo, ci sono circa 600 milioni di euro di crediti deteriorati, lasciatemi dire, non è una dimensione rispetto all'attivo tipica di una banca private, perché di solito le banche private non prestano ma gestiscono, investono e diciamo la parte finanziamento è una parte devo dire abbastanza marginale. L'altro aspetto è la redditività, nel senso che BIM anche a causa del fatto che essendo inserita in un gruppo che ha vissuto le traversie che stiamo oggi commentando, una banca private, quindi basata sulla fiducia del cliente e del promotore finanziario / private banker che ha la relazione con questo cliente, se si guardano le statistiche di BIM negli ultimi 12-18 mesi si vede che c'è stata una fuoriuscita importante di clientela che ha fatto sì che sia un oggetto, lasciatemi dire, non facilissimo da vendere. Allora, per quanto riguarda il processo che ha portato, come lei correttamente ha ricordato, a identificare a Testor diciamo come il soggetto istituzionale a cui è stata assegnata subject to autorizzazioni la partecipazione in maggioranza oggi detenuta dall'LCA. Giova ricordare una cosa, che quando si vende una banca certamente il fattore prezzo è un fattore rilevante, ma ci sono tutta una serie di altri fattori altrettanto importanti che peraltro sono oggetto di profonda valutazione da parte degli organismi di controllo che poi devono autorizzare colui che acquista la partecipazione, che un prudente venditore deve assolutamente verificare, perché non verificarli potrebbe presupporre che diciamo, il venditore assume di aver fatto una buona operazione che poi però non viene autorizzata e quindi di fatto potete immaginare cosa succede successivamente. Quali sono questi fattori? Allora, il primo fattore, la stessa BCE lo ricorda e lo illustra anche in documenti pubblici, è il cosiddetto qualifying holding,
ovvero quell'attività di diciamo, verifica non solo dello standing patrimoniale, ma diciamo dello standing complessivo di chi acquista, che assolutamente deve essere un processo che deve essere realizzato. Nei due casi che sono stati citati, quindi Attestor e Barents, Attestor è un fondo di diritto inglese diciamo tra l'altro vigilato, che peraltro ha già realizzato delle operazioni di acquisto di banche all'interno del sistema bancario europeo, quindi ha già avuto autorizzazioni da parte della BCE a acquistare banche. Barents è un gruppo nel settore assicurativo, quindi che non opera nel settore bancario, la cui casa madre è collocata nello Stato di Panama. Non c'è bisogno di sottolineare le difficoltà che una situazione di questo tipo determina nella determinazione della cosiddetta qualifying holding. Dopodiché c'è un altro aspetto rilevante che è la valutazione del business plan. Ancora una volta è un elemento che può apparire non interessante per chi vende, ma è un elemento estremamente importante per chi deve autorizzare, ancora una volta la BCE, e nel caso di specie sono stati fatti confronti sui business plan dell'uno e dell'altro, tra l'altro con un coinvolgimento diretto anche del management di BIM, al quale è stato anche richiesto la fattibilità dei due piani industriali, è stato anche richiesto ufficialmente l'impatto che avrebbe potuto avere l'acquisto di uno piuttosto che dell'altro della partecipazione in BIM sotto il profilo della stabilità delle masse, e diciamo da questo processo formalizzato abbiamo ricevuto delle precise valutazioni da parte di BIM. Poi c'è il tema del capital plan. BIM aveva bisogno di un rafforzamento patrimoniale perché aveva da aumentare il presidio di accantonamenti sui crediti deteriorati per consentire la cessione di questo credito. Diciamo che la dimensione del portafoglio deteriorato sul totale attivo non era una dimensione che poteva essere ritenuta fisiologica da parte degli organismi di vigilanza. Per far questo evidentemente c'era bisogno di capitale. Entrambi i soggetti hanno formulato dei piani di ricapitalizzazione. Lasciatemi dire che il piano di Attestor, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, era diciamo assolutamente preferibile rispetto a quell'altro. Cito a titolo esempio che nel capital plan di Barents era previsto un 30% dell'aumento di capitale necessario generato dal management di BIM. Ora il management di BIM è un terzo che peraltro si era manifestato anche in un certo modo nei confronti dei due acquirenti, quindi diciamo appariva abbastanza diciamo con un rischio execution abbastanza elevato. Da ultimo riguardo il prezzo, nell'ultima fase negoziale, senza scendere nei particolari, però c'è stato una serie di diciamo condizioni poste da Barents in sede finale della negoziazione a due, che ha ridotto in modo significativo il differenziale di prezzo tra l'uno e l'altro. Per quanto riguarda il cosiddetto earn-out a cui faceva riferimento lei, ha ragione, non è diciamo una prassi quella di prevedere che una parte del prezzo sia differito e sia condizionato. Mi lasci dire che nella situazione in cui eravamo, in cui evidentemente come lei ha correttamente ricordato, c'era la necessità di cedere, con un rischio execution / regolamentare accettabile, e quindi andavano fatte tutte le valutazioni che ho cercato, spero di essere stato esauriente nel rappresentare. Abbiamo accettato che ci fosse un earn-out. Una cosa che credo non ci sia bisogno di sottolineare, ma forse sì: cedere le partecipazioni in una liquidazione coatta amministrativa, così come gli immobili, chiaramente sposta in modo significativo la forza contrattuale
delle parti purtroppo a favore di chi compra. Questo purtroppo è un fatto che rileviamo quasi giornalmente. Scognamiglio. Tanto una precisazione riguardo al tema ovviamente molto delicato che sollevava l'onorevole sul punto segnalazioni alla Procura della Repubblica in tema di vendite a scavalco. Come già è stato ricordato dal collega Di Cecco, per noi appunto in presenza di una notizia criminis la segnalazione alla Procura della Repubblica è assolutamente obbligatoria, un dovere, e quindi ovviamente l'abbiamo ben presente tutti i giorni. Il tema è che posso però segnalare che tra le tante doglianze che ci arrivano sotto forma di atti di citazione o adesso anche di istanze di ammissione al passivo che lamentano, di soggetti che lamentano di essere stati permessi nell'esecuzione dell'ordine di vendita, tutti fanno riferimento all'illecito civile, cioè alla richiesta di risarcimento danni, che è cosa ovviamente ben diversa, e posso anche segnalare che, cioè nel senso, lo stesso danneggiato non invoca la tutela penale, invoca la tutela risarcitoria, a cui probabilmente avrà diritto, lo vedremo appunto, come dicevo prima, caso per caso. Posso anche segnalare che già sono in corso, almeno parlo per Veneto Banca, abbiamo trovato già in corso azioni anche diciamo nei confronti di dirigenti o dipendenti azioni risarcitorie nei confronti esercitate dalla banca in bonis nei confronti di dirigenti e dipendenti, in cui la domanda che abbiamo letto ed esaminato era fondata proprio sull'aver diciamo favorito determinate persone rispetto ad altre rispetto agli ordini di vendita. Quindi era già stato un fenomeno già diciamo colto dalla gestione immediatamente precedente alla messa in liquidazione coatta, che aveva esercitato queste azioni risarcitorie. Quindi ecco, solo per chiarire che non c'è sì. Mi taccio poi. Cioè le urgenze ci sono tante e me ne rendo complessivamente conto di dover affrontare, anche perché, come dicevate bene prima, dei crediti possono trasformarsi poi in NPN se non vengono seguiti giorno per giorno, però ci sono delle cose che hanno rilevanza di criminis. Tanto non sta a voi, vuol dire, giudicare se la cosa può essere solamente civile o penale, perché voi potete solo trasmetterla eventualmente alla procura, e saranno la procura, vuol dire, eventualmente individuare. Ma la cessione di vendite di azioni a scavalco comporta evidentemente che c'è stato da parte di qualcuno il fatto di aver lasciato dietro e di averle lavate. È evidente che i presupposti di qualcosa di non regolare c'è. E il fatto che ad oggi non sia stata ancora segnalata, dal mio modesto punto di vista, rispetto al fatto che sappiamo che già il procuratore capo di Vicenza ci ha detto che su quelli che c'erano prima non possiamo più fare niente, mi pare che alla beffa, vuol dire, il danno sia anche legato a una beffa. Girotto. Scusi, solo una cosa, onorevole Del Moro. Noi ci stiamo occupando con priorità rispetto all'attivo della banca. Il passivo, che comprende queste posizioni, ma anche molte altre, chi ha sottoscritto che lamenta violazioni MiFID, chi, ho sentito altre audizioni, dice di essere stato spinto dal direttore, eccetera, è contenuto in quelle 6.100 domande che dovranno essere incrementate dalle ulteriori domande che arriveranno quando cesserà la due diligence e inizierà il termine per l'insinuazione al passivo, e analizzeremo una per una, non c'è alcun dubbio, e non appena troveremo quelle che possono essere ipotesi di reato è nostro obbligo trasmetterlo. Lei mi ha fatto una domanda se lo avevamo già fatto e io le ho dato una risposta: no, perché ci stiamo preoccupando dell'attivo. Iniziare un esame del passivo quando il termine è ancora corrente, però capisco che possiamo avere visioni naturalmente. Ognuno sceglie le sue priorità. I liquidatori hanno spiegato bene dal loro punto di vista i problemi che hanno, per evitare anche che crediti già semi incagliati si incaglino completamente e muoiono, con grave pregiudizio degli stessi che si vorrebbero tutelare. Girotto. Presidente, se i commessi o i colleghi mi aiutano, che ho due copie delle domande scritte, in maniera che i commissari, i liquidatori possano vedere meglio. Se una copia la dà al dottor Viola, perché alcune domande sono dirette per lui, e un'altra copia per l'altra sezione dei liquidatori. Ne ho fatte solo due, Presidente, mi scusi se... Sì, immaginavo. No, fra l'altro, come è chiaro, come sempre le domande sono state preparate in anticipo, per cui certamente ad alcune domande avete già risposto o parzialmente o integralmente, alcune saranno doppioni di domande già fatte dai colleghi, ovviamente le domande le avevamo preparate prima, quindi chiaramente risponderete che avete già risposto alle stesse. Io le leggo in velocità, poi naturalmente risponderete come riterrete opportuno.
Allora, anche alla luce della sentenza di ieri del Tribunale di Ferrara, le amministrazioni straordinarie hanno definito la creazione di un fondo rischi. La sentenza di ieri ha stabilito che la società debba rispondere di eventuali violazioni del TUF in relazione alle vendite di azioni e obbligazioni. Era una causa di un piccolo azionista nei confronti di Carife, nei confronti di analoga LCA. Dottor Viola, è anomalo che venga nominato commissario, sia pure con altri membri, l'amministratore delegato di una società in liquidazione coatta amministrativa, nella fattispecie una banca, la Popolare Vicenza, nonché presidente del comitato strategico dell'altra, la Veneto Banca. Al di là della sua persona, non le sembra inopportuno aver accettato il suo incarico, visto che più volte negli ultimi mesi della sua doppia gestione ha paventato l'inesistenza dei presupposti di continuità aziendale? La domanda precedente richiede anche una risposta per il suo ruolo attuale di indagato per ostacolo alla vigilanza in MPS, in una fase che si caratterizza... Colleghi, voi potete fare quello che volete, potete anche, cioè io non è che posso levare la parola, lei continui a parlare tranquillamente, però è una cosa che abbiamo precisato, riprecisato a garanzia di un corretto funzionamento di una riunione che ha un ordine del giorno. Se lei vuole utilizzarlo per fare propaganda o per fare considerazioni, cioè lo faccia, però non è corretto verso i colleghi. La domanda non è su MPS, è per circostanziare i fatti. La domanda non è Sappiamo su MPS. tutto di tutto. Presidente, sto circostanziando i fatti. Il dato è funzionale alla domanda, Allora, in una fase che si caratterizza per l'insufficiente trasparenza delle banche andate in crisi, questi suoi incroci non rendono più criticabili le sue decisioni da liquidatore, che potrebbero essere connesse sia in ambiti civilistici che penali, con il coprire eventuali responsabilità precedenti sue e degli amministratori delegati che dopo Sorato e Consoli l'hanno preceduta nelle due banche? In base alla legge fallimentare 267/42, titolo quinto, che disciplina la LCA, cioè il fallimento di imprese bancarie ed assicurative, come giustificare il pagamento, mentre era amministratore delegato, da parte di Popolare Vicenza, dell'ultimo bond subordinato della Popolare Vicenza, per l'esattezza quinta emissione subordinato convertibile euro 328 milioni e spiccioli, liquidato a fine 2016 al 100% del suo valore, mentre la banca era in piena crisi finale, come poi dimostrato dai fatti e dalla sua messa in LCA poco tempo dopo? O il pagamento, che secondo i media avrebbe avvantaggiato investitori non retail che avrebbero acquistato quote delle obbligazioni dal mercato a prezzi bassi, salvo poi essere liquidati al 100%, a chi è stato fatto in dettaglio e per quali importi? Non ritiene che debba andare in revocatoria in base alla predetta legge? Il successivo bond subordinato, la cui scadenza è stata spostata per decreto di 6 mesi e quindi non rimborsato in quanto ricadente nell'LCA, come verrà trattato dai liquidatori? Sempre in base alla legge fallimentare 267/42, titolo quinto, che disciplina la LCA, cioè il fallimento di imprese bancarie e assicurative, non dovrebbero andare in rivocatoria anche i ristori riconosciuti a chi ha diritto all'OPT delle due, anche per non privilegiare questo tipo di azionisti rispetto a chi non ha aderito, con ciò ipotizzando anche la fattispecie di bancarotta preferenziale nel caso di fallimento della Popolare Vicenza e di Veneto Banca in LCA? Siccome le aspettative di recupero di investimenti statali cospicui e che dovrebbero andare ad altri creditori sono legate, oltre che agli altri beni in carico all'LCA, soprattutto alla qualità e quantità degli NPL, chiediamo di conoscere gli importi più rilevanti degli stessi. Voi ci avete comunicato che avete comunicato i primi 100, mi pare. I debitori e le garanzie a supporto. In base a quanto detto in relazione agli NPL e ai beni mobili e immobili, chiediamo formalmente agli amministratori il quadro completo delle posizioni aperte, cedute, in corso di cessione e le modalità delle procedure di cessione. A seguito della conversione del decreto 99/2017 sulla LCA, nella fase della procedura concorsuale cosa cambia con il succitato decreto sulle banche venete sul fronte del contenzioso, e tali cambiamenti sono messi in conto dalla LCA viste le obiezioni fatte sui dettati dei decreti rispetto alle norme generali di cui alla predetta legge fallimentare? È possibile diversificare le posizioni dei due clienti dei due istituti interessati alla vicenda? In che modo e con quali effetti? Mi riferisco alle differenze tra obbligazionisti subordinati dei due istituti che abbiano acquistato dette obbligazioni entro la data del 12 giugno 2014, per i quali il decreto legge prevede il fondo di solidarietà a carico dello Stato, e non però per gli azionisti, in quanto questi ultimi considerati investitori di capitale di rischio. In questa domanda ricade anche l'anomalia del bond rimborsato.
Qual è la posizione e la sorte per i correntisti e mutuatari dei due istituti di credito nella fase della liquidazione coatta amministrativa? I beneficiari di fidi, sia pure in posizione di critica, verranno, e se sì come, supportati per rientrare in bonis? Parlando di un discorso puramente operativo, molti soci ci riferiscono di zero risposte, cioè avere grosse difficoltà a avere risposte alle loro domande su documentazione o risposte dalla LCA, documenti necessari all'istruzione delle cause legali e dei ricorsi, ed anche per accedere al percorso di risarcimento previsto per gli obbligazionisti subordinari. In particolare gli sportelli ex Popolari Venete affermano di non avere competenze in merito né accesso alla documentazione richiesta e l'ufficio soci delle due banche non esiste più. Quindi chi dovrebbe rispondere a queste richieste? È stato iniziato l'esame delle richieste di ammissione al passivo? Come sta procedendo, qui in parte avete risposto, la due diligence sul patrimonio affidato alle due società in liquidazione? Quando prevedete di avere un quadro complessivo? Quali saranno i costi dell'LCA? Come sono stati stabiliti i compensi degli amministratori dell'LCA? Le risultano collaboratori a contratto delle LCA? In questo caso quali saranno i loro compensi? E riferendoci al responsabile delle relazioni stampa della Popolare Vicenza, a quale scopo è stato mantenuto a quale scopo sono stati mantenuti nel loro ruolo, visto che non risultano comunicazioni pubbliche dell'LCA che ne giustificano la permanenza nei ruoli dell'LCA stessa. Sul patrimonio immobiliare, voi prima avete detto che c'è di tutto nel patrimonio immobiliare, volevamo avere conferma se il patrimonio immobiliare delle due ex Popolari Venete è stato attribuito all'LCA e non a Banca Intesa, se ce lo confermate appunto, come verrà gestito, e la stessa domanda vale anche in merito alle collezioni storiche ed artistiche delle due Popolari Venete. Per quanto riguarda le fondazioni, Veneto Banca aveva partecipazioni e nominava la maggioranza dei membri del CDA in Fondazione Veneto Banca Onlus, Fondazione Banca di Intra Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra Montana. Quale sarà il destino di queste fondazioni? In particolare, Banca Intesa ne ha ereditato il controllo o rimarrà in capo alla LCA? E similmente per la Fondazione ROI, di cui Popolare Vicenza nominava la maggioranza del CDA, tale potere a chi ora compete? E cosa ci potete dire in merito alle voci di trattative in corso con Banca Intesa o società adesso collegate relative all'acquisto di stock di diverse centinaia di milioni di euro di NPL ad un prezzo inferiore al 20% del valore di bilancio? Esiste qualche trattativa in corso con questo o altri soggetti? Domanda per il dottor Viola: è al corrente di pressioni o indicazioni da parte di Banca d'Italia in merito alla fusione tra Popolare Vicenza e Veneto Banca, come più volte affermato dagli amministratori delle due banche e solo recentissimamente smentito dal dottor Barbagallo? Può eventualmente fornirci delle prove documentali in merito, se ci sono state queste pressioni? A suo parere, in cosa si sono differenziate le ultime tre amministrazioni delle Popolari Venete? In parole povere, dall'era Zonin-Iorio si è passati per Popolare Vicenza alla gestione Dolcetta-Iorio e poi a quella Mion-Iorio per finire con Mion-Viola. Ritiene che la gestione di Popolare Vicenza nel periodo immediatamente precedente alla sua gestione sia stata adeguata alla gravità della situazione o sarebbe stato più incisivo un commissariamento? Dottor Viola, lei ha vissuto direttamente le trattative con la BCE e la Commissione europea in merito alla ricapitalizzazione precauzionale preventiva, il cui fallimento ha poi portato alla messa in liquidazione di due istituti. Cosa ci può dire in merito? In particolare, come mai nel giro di poche settimane le due banche sono state prima dichiarate solvibili, poi non solvibili? Quali fatti sono intervenuti, quali parametri economico-finanziari sono cambiati nelle poche settimane intercorse tra le due opposte valutazioni di BCE. Dottor Viola, ultima domanda: cosa è successo esattamente che sia a sua conoscenza la notte tra il 25 e il 26 giugno? A che ora esattamente lei fu nominato commissario e a che ora ha firmato il contratto di vendita con Messina? Chi ha scritto quel contratto e quanto tempo ha avuto per leggerlo prima di firmare? Oppure ne era a conoscenza prima e se sì, a che titolo? Grazie. Allora, ricapitoliamo, anche perché mi rendo conto che per le persone che stiamo sentendo non è... Allora, ci sono considerazioni estranee, bene, domande già fatte, come ha dichiarato l'onorevole Girotto, da cui evidentemente vi esentiamo da rispondere, domande a cui non siete in grado di rispondere perché eventualmente
dovete occorrere alla consultazione di materiale e lo farete per iscritto, poiché vi sono in tempi brevi però per iscritto, e invece domande a cui siete in grado di rispondere, che sono pertinenti, a cui vi invito a rispondere con la necessaria sinteticità. Professoressa, a parte lei, le donne sono... Prego? È rimasto quello che doveva rimanere. Posso cominciare con alcune di più rapida risposta, poi naturalmente tutto quello che a parte ci sono gli altri colleghi, ma poi ovviamente abbiamo già assicurato la presentazione di una relazione scritta che sarà il più possibile esaustiva. Allora, la domanda sulla sorte dei correntisti e mutuatari dei 2 istituti di credito nella fase della liquidazione coatta, i beneficiari di fidi se potranno essere supportati e rientrare in bonus. Ecco, vi posso dire, purtroppo non ho memoria al dato, però è un dato di centinaia di milioni. Già in questi mesi, credo 800 milioni, scusatemi, non ho memoria per i numeri, come dicevo prima ai colleghi, e questo dato l'ho dimenticato a casa, però centinaia di milioni, credo 800 milioni di UTP sono rientrati in bonus. Quindi questo mi è stato detto proprio in occasione l'altro giorno a Milano di una riunione che abbiamo fatto nell'ambito della due diligence. Quindi questo è una cosa che abbiamo notato anche sulla stampa, leggendo degli articoli di stampa locale e nazionale che segnalano appunto la difficoltà dei correntisti delle due ex banche venete nell'essere sentiti, ascoltati, supportati. In realtà il supporto al credito cerchiamo di darlo a queste persone, e abbiamo cercato fin dal primo giorno di darlo, ricevendoli a volte anche personalmente, facendo ricevere dai nostri collaboratori. Quello su cui abbiamo più difficoltà è l'erogazione di nuova finanza, cioè nell'ambito di un rapporto già instaurato consentire l'erogazione, cioè il tiraggio ulteriore, ma anche questo me lo confermeranno poi i colleghi, ma è stato già fatto in alcuni casi. Ovviamente noi siamo la liquidazione coatta con esercizio provvisorio dell'impresa bancaria, ma è una banca che non ha più licenza, non può dare fidi nuovi, non può fare nulla di tutto questo, però nei limiti delle nostre capacità come liquidazione coatta, come banca e liquidazione coatta in esercizio provvisorio, stiamo cercando di fare di tutto, anche in linea con lo spirito del decreto legge 99, per garantire la continuità del supporto creditizio là dove sia consentito dalle norme. E questo si collega alla domanda, a una delle domande successive, anzi a quella immediatamente successiva, quella secondo la quale molte persone si sentono abbandonate. L'abbiamo riscontrato anche noi, riceviamo persino telefonate, qualcuno si procura i nostri numeri di telefono che non sono ovviamente segreti, e quindi insomma ci telefonano anche persone di tutte le varie filiali, soprattutto periferiche, cioè clienti delle filiali soprattutto periferiche, per segnalare questo senso di abbandono. Quando ci telefonano, quando ci contattano, abbiamo fatto di tutto per riceverli anche personalmente nei limiti appunto delle nostre capacità di tempo, o se no per farli ricevere dai nostri collaboratori, perché riteniamo che questo sia stato uno degli aspetti positivi di questa operazione, diciamo, come dire, di intervento dello Stato, la continuità del supporto creditizio scritta a chiare lettere nel decreto 99 e nelle sue motivazioni, diciamo. E quindi questi signori laddove siamo riusciti a individuarli sono stati, credo, diciamo, soddisfatti del nostro intervento. Il problema qual è? Però esiste un problema, non è inutile negarlo, cioè non avrebbe senso negarlo. Il problema è tecnico, a questo forse non si era pensato nella, diciamo, costruzione di questa operazione così complessa, che è avvenuta fra l'altro in tempi rapidi a quanto ci è stato riferito, la costruzione dell'operazione intendo dire. Quindi cosa è successo? È successo che il personale è stato tutto trasferito alla banca cessionaria. Questo è per il personale stesso un'enorme soluzione, una soluzione assolutamente positiva, perché tutti i dipendenti delle ex banche venete sono ora dipendenti della cessionaria. Questo cosa ha comportato? Che nelle filiali il personale ora veste la casacca della cessionaria, quindi il cliente che va lì a volte si sente dire, purtroppo l'abbiamo riscontrato e ce ne siamo doluti con la cessionaria, l'abbiamo lamentato anche per iscritto di recente, che si sente dire, signori, noi i commissari stanno a Montebelluna o a Vicenza, noi che ne sappiamo, siamo un'altra banca ormai, e quindi qui il senso di abbandono. Questo è un problema tecnico, perché non si era pensato che il personale appunto ormai non è più ex banche venete. Come abbiamo risolto? Proprio recentemente, i colleghi lo possono confermare, abbiamo mandato una richiesta a Banca Intesa di chiedere ai loro dirigenti delle varie filiali di non rispondere in questo modo evasivo, diciamo, e di dare semplicemente l'indirizzo
l'indirizzo di posta elettronica PEC della procedura di liquidazione coatta. Questo ha significato che riceviamo circa 100-120 PEC al giorno, però piano piano cercheremo di rispondere a tutte. Ultima domanda alla quale mi sento di rispondere perché è molto breve: qual è il compenso per i commissari? Non lo sappiamo, per ora noi lavoriamo totalmente gratis per fare, speriamo, un servizio in qualche misura al Paese. Grazie. Solo due parole sul sostegno al credito. Nel periodo che va dal 25 giugno... La professoressa ha risposto ciò che è. Non hanno comunicato e non hanno per ora comunicazione del compenso. Certo che riceveranno il compenso, è ovvio. Questo è, cioè, non credo che siano professionisti che lo fanno. Andiamo avanti, dai. Sì, del resto questo rientra nella prassi dell'autorità di vigilanza. In norma i compensi per i liquidatori, così come anche per i commissari straordinari, sono liquidati unilateralmente dall'autorità di vigilanza, senza nessuna possibilità di interlocuzione degli interessati. Questa è la prassi. E questo ancora deve accadere per quanto riguarda le due banche venete. Due parole. Per ora. Parliamo di cose che ci interessano, ecco, è ovvio, no? Andiamo avanti. Due parole sull'attività relativa al sostegno ai clienti classificati UTP. Abbiamo gestito tra UTP e sofferenze in questo periodo circa 400 posizioni per un montante complessivo di circa 1,5 miliardi di nominale lordo. Abbiamo incassato circa 110 milioni, di questi 70 milioni li abbiamo canalizzati su Banca Intesa al fine di ridurre lo sbilancio di cessione, dunque l'intervento della garanzia dello Stato. 40 milioni sono disponibili per esigenze connesse anche alla gestione degli UTP e sono quindi nella disponibilità della procedura liquidatoria. Abbiamo consentito l'utilizzo di affidamenti già concessi prima della LCA mediante i cosiddetti tiraggi per circa 7,9 milioni, quindi questa è l'attività che abbiamo svolto direttamente come i commissari liquidatori per tutto quanto attiene a decisioni implicanti poteri valutativi e discrezionali e per il tramite di soggetti appositamente delegati per attività più di carattere meramente esecutivo, avvalendoci, come ricordava prima la professoressa Scognamiglio, di 3 risorse distaccate da Banca Intesa e preposte al monitoraggio, alla selezione delle urgenze e alla sottoposizione ai commissari che si riuniscono settimanalmente per la gestione dei crediti anomali e mediante servicing di fatto, l'attività di servicing che Banca Intesa presta in forza di una specifica previsione del contratto di cessione alla liquidazione coatta con il proprio personale. Quindi questa è la struttura di gestione che ci assorbe notevolmente. Questo non significa che non siamo pronti, e torno alla domanda relativa alle iniziative di sollecito della Procura della Repubblica, come è stato del resto già detto dai colleghi e come è nostro preciso obbligo e dovere di ufficio, a segnalare le condotte di eventuale rilevanza penale. Occorre però, come certamente sapete, che vi sia il fumus del reato. Non è sufficiente che vi sia un qualunque illecito, occorre che ci sia una qualificazione preliminare di possibile rilevanza, ancorché la qualificazione poi come effettiva sussistenza della fattispecie di reato è rimessa alla Procura della Repubblica, che ad oggi, sia pure forse anche in ragione di urgenze che vanno come tali considerate, non abbiamo ravvisato in queste vicende, che verranno invece, è stato già detto, analiticamente esaminate in sede di redazione dello stato passivo. Va da sé che se ne dovessero emergere, fermo restando che comunque gli interessati hanno pienissimo diritto di sollecitare o segnalare vicende che reputino di rilevanza penale sia a noi sia direttamente alla Procura. Altri che intendono, professore. Onorevole, solo alcune informazioni che possono essere date brevemente, le altre ovviamente le daremo per iscritto. Per quanto riguarda Vicenza, volevo soltanto dire che le richieste di informazione al punto 4 della seconda parte delle domande, 0 risposte da parte dei commissari. In realtà noi abbiamo ricevuto 4.000 PEC di richieste di informazioni e è naturale che non siamo in grado singolarmente di rispondere, però abbiamo ottenuto da Intesa San Paolo
perché lo abbiamo richiesto naturalmente, la formazione di una task force di 15 persone che riescano a istruire e a dare risposta e saremo in grado di fornire nel dettaglio l'avanzamento delle attività di risposta a queste richieste legittime di avere informazioni piuttosto che documenti. Non ho il dato sotto mano, non pensavo fosse di interesse, ma naturalmente siamo in grado di fornirlo. E alcune cose che mi sembrano determinanti, come sta procedendo la due diligence, sta procedendo molto velocemente, il tempo inizialmente previsto era il 15 novembre, il Collegio degli Esperti ha chiesto 10 giorni di proroga o 15 giorni, quindi noi crediamo che entro fine novembre, come forse avevamo già detto, avremo la definizione esatta del perimetro che è stato trasferito ad Intesa, come ha già detto il dottor Viola, e quindi del perimetro che è restato alla LCA, sul quale potremo quindi effettuare le analisi di verifica dell'insinuazione al passivo. Quali saranno i costi dell'LCA? Appunto non siamo in grado di predeterminarli finché non sappiamo ad esempio quando verranno ceduti i crediti a SGA, che naturalmente comportano dei costi di gestione un po' più significativi rispetto a qualunque compenso nostro o di collaboratori. Non esiste una collaborazione con un responsabile delle relazioni stampe di Banca Popolare di Vicenza, esiste un ex responsabile delle relazioni stampe della Popolare di Vicenza che a suo dire avrebbe continuato un rapporto contrattuale che noi non abbiamo mai richiesto e non potremo richiederlo visto che non abbiamo relazione con la stampa essendo pubblici ufficiali. Quindi non ci sono giustificazioni e non lo abbiamo un addetto stampa. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, per quanto riguarda Vicenza, potrei solo aggiungere velocemente che si tratta di un patrimonio immobiliare indiretto e detenuto dalla controllata al 99,99% che si chiama Immobiliare Stampa, che non fa parte del perimetro di Banca Intesa, cioè del perimetro trasferito a Banca Intesa. Banca Intesa ha identificato alcuni immobili che sono di proprio interesse, dove ci sono naturalmente le filiali, non altri, e sicuramente non i palazzi storici importanti che fanno parte del patrimonio del gruppo di Vicenza. Ovviamente la Immobiliare Stampa, vista l'ipotesi di chiusura di molte filiali da parte di Intesa San Paolo, sta predisponendo nella sua autonomia e una controllata in bonis con il suo consiglio d'amministrazione un piano di naturalmente gestione della propria attività una volta che comprenderà su quali patrimoni c'è l'interesse di su quali immobili c'è l'interesse di Banca Intesa e su quali non c'è, e quindi bisognerà procedere alle dismissioni. Collezioni storiche ed artistiche è un tema molto delicato e molto sensibile, anche perché forse sui giornali sono le uniche cose che appaiono. Io partirei da una considerazione: certo la LCA, perlomeno Vicenza, non può tenere nelle proprie casseforti 55 milioni di euro di patrimonio artistico. Una LCA deve vendere questo patrimonio, naturalmente con le massime procedure di trasparenza e competitività possibili, ma non vediamo come possa esserci una soluzione diversa. E su questo naturalmente abbiamo problemi anche con la sovrintendenza, perché la sovrintendenza vuole vincoli pertinenziali naturalmente. Stiamo cercando di dialogare anche con un consulente esperto con il Ministero dei Beni Culturali per capire come da un lato tutelare il patrimonio artistico, e nessuno non vuole farlo, ma nessuno naturalmente pensa di non farlo, e dall'altra parte però tutelare la necessità della LCA di tradurre in denaro il patrimonio per poter ripagare prima di tutto lo Stato e poi gli altri creditori. Molte altre domande, ripeto, meritano una risposta più approfondita, quindi mi riserverei di farla per iscritto. Grazie. Grazie Del Barba. Grazie Presidente. Una domanda per il dottor Di Cecco. Nella sua relazione molto puntuale ha fatto riferimento alle baciate, portando alla Commissione un'informazione che a mio avviso è molto importante, vale a dire la vostra valutazione momentanea dell'eventuale nullità del finanziamento associato a questa operazione. È abbastanza evidente che le ricadute di una valutazione di questo tipo dal punto di vista civilistico sarebbero importanti, pesanti. Suona anche abbastanza strano però che in linea astratta abbiate considerato questa ipotesi, perché le baciate sono operazioni previste rispetto alle quali ci sono
di conseguenza degli obblighi per gli amministratori sul patrimonio di vigilanza. Quindi è evidente che allora la vostra considerazione non viene fatta in astratto, come dire, ci sarebbe una contraddizione in quanto previsto dal TUB, ma almeno ipotizzo si riferisce a delle precise fattispecie che state esaminando e che giustificano questo tipo di prudenza. Allora la domanda è, prima di tutto, se mi può confermare, se può precisare quali sarebbero le importanti pesanti ricadute dal punto di vista civilistico, ma soprattutto quali sono gli aspetti di concretezza che vi hanno spinti almeno a valutare questa ipotesi, cioè che tipo di comportamenti evidentemente avete registrato nella stipula di questi contratti, perché delle due l'una, o tutto è piano e normale, e allora si capisce anche perché Banca d'Italia tratta con un approccio diciamo così previsto dalle policy questa operazione, e perché la Procura, a nostra precisa domanda, non mette in evidenza nemmeno ipotesi di reato, oppure sono stati operati dei comportamenti che sono gli stessi che vi hanno indotto a adottare questa cautela e che o hanno dei risvolti dal punto di vista penale o comunque vanno conosciuti da questa Commissione perché mettono in luce quantomeno una cattiva gestione proprio su un aspetto fondamentale che poi ha determinato effetti catastrofici per tutti gli altri azionisti e non magari per quelli che rimarrebbero più tutelati da questa vostra valutazione. Visto che la domanda è rivolta a me, rispondo, forse sono stato troppo sintetico quando ho trattato il tema. Allora, non abbiamo valutato singoli profili di fatto della singola operazione, ci siamo semplicemente preoccupati di capire se le operazioni baciate meritavano un trattamento di tipo diverso, nel senso che noi abbiamo un credito nei confronti di qualcuno che con quel denaro ha sottoscritto azioni che oggi non valgono nulla perché sono state sostanzialmente azzerate. Quindi prima di procedere con un'azione esecutiva e quindi sostanzialmente con un decreto ingiuntivo, un pignoramento nei confronti di un nostro debitore, ci siamo, a nostro modo di vedere responsabilmente, preoccupati di verificare con la richiesta di due pareri, credo uno da parte dei colleghi di Veneto e uno che è in corso da parte dei Popolari di Vicenza, di verificare se ci sono degli aspetti che meritano una diversa considerazione da parte nostra. Il tema della nullità è uno dei dubbi che abbiamo, ne abbiamo anche altri, ad esempio se si dovesse applicare o meno l'articolo 83 del testo unico, che potrebbe comportare la non compensabilità delle due pretese. Però è un tema tecnico, se volete posso rinviare ad un appunto scritto, che significherebbe che anche ammesso che ci fosse un credito risarcitorio dell'azionista andrebbe al passivo, mentre il credito della LCA resterebbe un credito che non trova compensazione nella pretesa creditoria del cliente, che sarebbe un effetto abbastanza devastante per i debitori e un'ottima notizia per le LCA. Al contrario, se invece non si trova, cioè l'articolo 83 non trova applicazione per svariate ragioni che abbiamo chiesto di approfondire, e allora le cose sarebbero diverse, perché andare ad agire nei confronti di qualcuno che potrebbe ottenere sostanzialmente, uso un termine brutale, la nullità di tutta l'operazione, quindi un nulla che pretende, significherebbe per noi spendere del denaro per recuperare un credito inutilmente, perché ci sarebbero delle azioni soltanto teoriche. Abbiamo due piccoli precedenti che sono stati emanati da due tribunali, però in sede cautelare, quindi insomma con un giudizio sommario, e mi pare un tribunale di Torino e l'altro non lo ricordo, che abbiamo sottoposto ai colleghi giuristi che stanno rilasciando un parere al riguardo. Credo che se l'onorevole Casini vorrà potremo naturalmente fornire anche il parere. Professoressa?
punto, appunto, come ricordava il collega, anche noi ci siamo mossi come Veneto Banca, abbiamo chiesto un parere. Il tema è che c'è un orientamento giurisprudenziale Venezia e Torino per ora. Mi risulta che ci sia mi dicevano che in qualche modo quella questione è arrivata anche all'esame della Corte di Cassazione. Aspettiamo con ansia il verdetto della Corte Suprema. Sicuramente alla stregua di questo orientamento giurisprudenziale il credito nei confronti il credito della banca nei confronti dei soggetti UTP o sofferenze, per lo più sono UTP incagli, che hanno ricevuto il finanziamento in parte, perché per lo più è così, un finanziamento erogato e in parte destinato contestualmente all'acquisto di azioni della banca. Questo credito è un credito in qualche misura bacato, malato, e quindi sicuramente le ricadute sono potenzialmente gravi, ed è per questo che noi ci stiamo riflettendo molto e ovviamente insomma, i commissari sono sottoposti comunque alla giurisdizione, cioè se i giudici persistono in questo orientamento effettivamente il tema è delicato e si tratterà di vedere appunto percentualmente quanto questo possa incidere nelle possibilità di recupero. Sono calcoli che personalmente ancora non ho fatto, non ho presenti, ma sicuramente è un tema. Quindi se questo orientamento giurisprudenziale in sede civile, intendo dire, non parliamo di penale, è una violazione dell'articolo 2358 del Codice Civile, se questo orientamento persiste, in effetti i crediti della banca, ma non solo delle nostre banche, di qualunque banca nei confronti che avesse operato questo tipo di comportamento chiamato per finanziamento appunto con contestuale acquisto di azioni, alias operazioni baciate, questo credito è un credito soggetto che ha questo, diciamo, virus interno, questo baco interno, che significa elevatissimo rischio di contenzioso e significa elevatissimo rischio di soccombenza. E quindi ripeto, personalmente mi auguro che, se è vera questa notizia che la Cassazione sta esaminando la questione, si esprima il più presto possibile, così potremo avere più chiarezza. Grazie Presidente, io ringrazio molto i commissari per le loro relazioni dettagliate e per le risposte che ci stanno fornendo, che a mio modo di vedere ci restituiscono proprio dei buchi impressionanti del DL 99 del 2017. Mi riferisco soprattutto al fatto che a seguito della dichiarazione che avete fatto, avete detto i tempi di pagamento e dei risarcimenti dipendono dai tempi appunto del recupero del credito. Il fatto che oggi non ci sia un'idea chiara di come e a chi debbano essere affidati questi crediti, onestamente mette a nudo quello che è stata un'operazione dal punto di vista legislativo con un buco impressionante. Saluto il dottor Viola, che ho avuto il piacere di incontrare più volte alle assemblee di una nota banca senese, perché non voglio urtare la suscettibilità del Presidente Casini, al quale insomma desidero fare alcune considerazioni, ma soprattutto delle domande relative al suo incarico in Popolare di Vicenza. Le volevo chiedere come è maturata sostanzialmente la nomina ad AD di Popolare di Vicenza il 6 dicembre 2016. Si è avuto contatti con Banca d'Italia o con il MEF, e con chi e cosa avete concordato in merito, oppure chi le ha offerto materialmente questa nomina? Volevo sapere anche perché in qualità di AD ha approvato il bilancio 2016 della Popolare di Vicenza il 28 marzo 2017 e poi ha sottoposto il bilancio 2016 in approvazione agli azionisti della Popolare di Vicenza il 28 aprile 2017 e il 26 giugno 2017 la banca viene messa in risoluzione. Vorrei sapere come ha potuto il CDA di Popolare di Vicenza approvare il bilancio 2016 con il presupposto della continuità aziendale, posto che non esisteva alcuna certezza che la Commissione europea avrebbe approvato, così come infatti non approvò, la misura di ricapitalizzazione precauzionale chiesta nel marzo 2017. Perché non ha rinviato l'approvazione del bilancio 2016 alla decisione della Commissione europea, evitando di mettere a rischio azionisti e creditori? Ci furono consiglieri della Popolare di Vicenza che misero in dubbio la continuità aziendale e si dimostrarono riluttanti ad approvare il bilancio 2016, e desidero anche sapere quale fu la posizione sul punto del Presidente Mion. In particolare vorrei sapere anche se lei abbia mai informato Banca d'Italia o il MEF che sussistevano dubbi da parte di alcuni consiglieri sulla continuità aziendale e se chiese di esercitare pressioni affinché intervenissero onde assicurare l'approvazione del bilancio 2016. Lei si è trovato anche a gestire la procedura con la Commissione europea dopo quella per un'altra nota banca senese. È un fatto accertato ormai che
è a tutti chiaramente noto che quella banca senese sotto la sua guida ha rappresentato nel 2012 alla Commissione europea che gli aiuti servivano per ripianare un deficit di capitale causato dalle minusvalenze su titoli di Stato che invece erano chiare perdite su derivati. È un fatto ormai acclarato. Crede che l'assenza di credibilità nei confronti della Commissione europea per le informazioni non corrette date all'epoca in relazione all'istituto senese abbia condizionato la mancata approvazione della misura di ricapitalizzazione precauzionale? Tralascerò le domande sui compensi perché già sono state ben esaurite. Chiaramente noi in base all'articolo 3 al comma 1 lettera B punto 2 della legge istitutiva della Commissione abbiamo uno dei punti è quello di capire anche i costi delle malagestio dei manager dove vanno a finire, quindi chiaramente capirete queste domande. Una domanda che vorrei però farle è quanto da direttore generale di Popolare di Vicenza lei abbia percepito, in caso abbia percepito qualcosa. È evidente quindi che il piano di integrazione da Popolare di Vicenza e Veneto Banca su cui lei stava lavorando non avendo secondo noi alcun senso, perché mettere insieme due banche fallite non crea una banca sana. Dunque si tratta di un progetto, peraltro nemmeno mai ufficialmente presentato, che ha fatto perdere tempo prezioso per un eventuale salvataggio. Questo penso che sia venuto fuori da tutte le nostre considerazioni. Vorremmo sapere se il progetto fu discusso con la Banca d'Italia e con quale risultato. Poi, posto che lei chiaramente il 10 novembre ha un appuntamento su un rinvio a giudizio per falso in bilancio e manipolazione, se pensa, in caso di conferma chiaramente di questo rinvio a giudizio, di lasciare l'incarico e quindi di dimettersi da liquidatore. Grazie. Ripeto le cose che ho già detto perché mi sono stancato. Allora, per quanto riguarda l'incarico che ha previsto la nomina di amministratore delegato, i contatti che ho avuto sono stati con l'azionista di maggioranza Fondo Atlante e poi evidentemente col Consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza, in primis con il Presidente. Quindi non ci sono stati contatti precedenti la mia nomina con MEF o Banca Italia che inerisse la nomina, che fosse inerente alla nomina. Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, credo che nel bilancio del 2016, nella nota integrativa, c'è un'ampia disamina di quello che è, come lei correttamente ha segnalato, l'ambito della continuità aziendale. Sulla continuità aziendale parlano le carte, è stato fatto un ragionamento molto approfondito che alla fine ha portato, visto che la ricapitalizzazione precauzionale non era considerata all'epoca dell'approvazione del bilancio la strada maestra, questa anche confermata dalle autorità, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto non ci fossero i presupposti per non garantire, cioè per negare la continuità aziendale. Tra l'altro, una piccola riflessione: se avessimo optato per la non continuità aziendale, credo che non riesco a immaginarmi gli effetti meno negativi di quelli che sono stati in particolare sulla categoria degli azionisti. Il bilancio è stato approvato all'unanimità, se non ricordo male, ma credo di non ricordare male, comunque verifichiamo dai verbali, e direi che questo è relativo al bilancio. Per quanto riguarda il progetto di fusione, il progetto di fusione non è stato un mio sogno né una mia idea, ma è stato quello che mi è stato rappresentato, avrei dovuto gestire in termini di implementazione. Personalmente ritengo che il progetto di fusione, ma in particolare il business plan, il piano di integrazione, era un piano dal mio punto di vista, ma non solo mio, di tutto il Consiglio, sostenibile, con evidentemente dei rischi di execution tipici di un piano
di ristrutturazione di banche che versavano in condizioni non facili ma gestibili, dopodiché nel corso del primo semestre del 2017 ci sono state queste interlocuzioni molto fitte che hanno visto coinvolti il management delle due banche. Nel frattempo gli indicatori, i requisiti minimi di capitale rimanevano al di sopra di quelli che erano i minimi regolamentari. Questa è la ragione per cui anche la stessa BCE ha dichiarato in un paio di occasioni solvibile la banca. Quello che è successo negli ultimi giorni è semplicemente il fatto che la DG Comp e la BCE hanno ritenuto di non alla fine autorizzare il progetto che prevedeva la ricapitalizzazione precauzionale e di conseguenza quello è stato l'elemento, peraltro citato anche nella relazione del bilancio, da cui dipendeva la continuità aziendale. In sede di approvazione del bilancio, ancorché il percorso fosse tutt'altro che facile, l'opinione diffusa all'interno degli organi amministrativi delle due banche era che alla fine il piano potesse essere realizzato. Per quanto riguarda i compensi, fu discusso con Banca Italia e con la BCE, con i risultati che poi avviamo la richiesta di precauzionale sulla base di un business plan che costituiva la base di questa richiesta, che è stato discusso per 2 mesi e mezzo tra il 17 di marzo e la fine di maggio. Quindi voglio dire, non c'è stata una bocciatura ex ante, perché sennò non sarebbe partito il piano finalizzato alla ricapitalizzazione precauzionale. E mi creda, per 2 mesi e mezzo c'è stata una interlocuzione fittissima con call tutti i giorni su tutti i pezzi del piano di ristrutturazione. Quindi il giudizio, non posso dire che sia stato un giudizio positivo o negativo, però il piano è stato considerato adeguato per supportare una richiesta di capitale precauzionale. Questo sta nei fatti, è un aspetto fattuale di quella che è stata la... Poi non gliel'hanno dato allora? Perché poi non gliel'hanno dato? Perché a Bruxelles e a Francoforte hanno ritenuto, l'ho spiegato prima, cioè che il piano, quello nell'ultima versione di maggio, era considerato troppo ambizioso, con degli obiettivi il cui raggiungimento presentavano un rischio execution molto elevato, anche in relazione al fatto che nel frattempo la situazione delle due banche si era deteriorata e quindi, come ho cercato di spiegare all'inizio, abbassando il livello di asticella... La risposta si contraddice con quello che ha detto un attimo fa, non so se ne rende conto. A me onestamente questa contraddizione non la vedo, però voglio dire, sentiamo tutti, c'è il verbale a disposizione, sentiamo tutti che cosa ha detto. Mi sembra che questa cosa tra l'altro fosse stata già detta precedentemente. Sì, l'ho detta. Non so, mi sembra. Comunque, termini per cortesia, perché lei ha fatto la domanda e c'è la risposta, ascoltiamola almeno. Okay. E poi da ultimo mi si chiedeva sul compenso. All'atto dell'entrata in Popolare di Vicenza era stato definito un compenso per il direttore generale e amministratore delegato di 700.000 euro di compenso annuo, che chiaramente ho percepito solo per i 6 mesi di permanenza all'interno della banca. Cosa? In a giudizio l'ho chiesto. Ma scusi, cosa c'entra il tema del rinvio a giudizio, peraltro ipotetico, oggi che stiamo facendo un discorso sulle banche venete? A meno che non la si voglia mettere in cacciara introducendo temi che sono fuori dall'ordine del giorno, non è un problema che lei se ne deve andare, deve fare solo le domande pertinenti. Ma la richiesta è se lui si dimette o no in caso di rinvio a giudizio. Ho capito, ma vuol rispondere alla domanda o non vuol rispondere?
Se non vuol rispondere andiamo avanti, perché non mi sembra una domanda pertinente sulle Venete. Quando succederà farò le mie Ecco, quando succederà farà le sue valutazioni. Vilarò. Grazie. Volevo chiedere se avete due informazioni in particolare, o in caso potete fornircele successivamente. Volevo capire se avevate un'informazione in merito all'ammontare dei debiti nei confronti di altre banche, delle due banche venete, prima della liquidazione. Quindi vorrei capire se avete l'importo che Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza avevano a debito nei confronti di altre enti bancari nazionali e internazionali, e se quegli importi, se quei debiti sono rimasti in capo alle banche in liquidazione o se sono stati trasferiti alle nuove Good Bank. Seconda domanda: se avete anche questa informazione, potete fornirci il numero, il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza, in particolare messe nel 2007-2008, che erano in mano a Banca Nuova e che sono state cedute nei 2 anni precedenti alla risoluzione, e soprattutto se potete fornirci il valore percentuale di incremento, se c'è stato, di questa vendita prima dei 2 anni e poi nei 2 anni precedenti alla risoluzione. So che è un dato probabilmente che non riuscite a dare. Facciamo terminare le domande. È un dato che forse non riuscite ad avere immediatamente, però successivamente sicuramente sì. Okay. Su debiti verso altre banche, alla data del 25 giugno ovviamente abbiamo i dati contabili che peraltro sono oggetto di due diligence, perché ne anticipo la seconda risposta. Quei debiti sono trasferiti a Banca Intesa. Sì, fanno parte del perimetro aggregato che Intesa ha preso. Scusi? Sì, i debiti, ho chiesto debiti verso altre banche. Allora, i debiti verso altre banche sono 7,6 miliardi alla data del 25 giugno, non saprei dirle tuttavia quanti oggi, ma mi posso riservare di fare. Stavo rispondendo alla sua domanda, ma dicevo, non so dirle tuttavia quanti titoli possono essere stati sottoscritti da banche. Comunque i debiti verso le banche alla data del 25 giugno sono 7,6 miliardi, scusi, e sono trasferite a Intesa San Paolo. Invece non so rispondere alla domanda che le ha fatto, che tra l'altro mi pare che sia circostanziata anche nel tempo. Le ha fatto riferimento all'anno? Sarebbe sapere negli ultimi 2 anni, precedenti alla risoluzione, quante azioni sono state vendute da Banca Nuova. Ricostruiamo l'intera, esatto. Diciamo, e se c'è stato un incremento? Devo sapere però nell'ultimo biennio, giusto per darle la risposta. Sì, nell'ultimo biennio, perché so che... Grazie. Adesso c'è Della Ringa. Grazie Presidente, grazie per le utilissime informazioni anche molto dettagliate che sono state fornite, e anche per alcune valutazioni di carattere generale che ha fatto soprattutto il dottor Viola, su cui vorrei tornare, vista la sua gentile disponibilità a trattare questioni che non attengono in modo specifico al ruolo che in questo momento svolge, ma quello che ha svolto anche precedentemente, essendo stato protagonista degli ultimi avvenimenti della crisi delle due banche. Parto comunque da una cosa più specifica che riguarda i crediti deteriorati, su cui mi sembra si concentri giustamente aspettative e preoccupazioni da parte dei commissari, perché come è stato giustamente osservato rappresentano l'85% degli attivi, e in particolare diciamo, il destino di quelli che non sono in sofferenza ma potrebbero essere recuperati in bonus attraverso una abile gestione. Fra l'altro è stato detto che gli incagli raggiungono gli 8 miliardi fra le due banche e forse sul totale dei deteriorati, quindi sono una larga maggioranza immagino, quindi le sofferenze dovrebbero essere una minoranza, ecco, meno del 50% come mi sembrava di aver
di aver sentito. Comunque è rilevante questo discorso degli incagli e quindi della loro gestione, che è affidata a questa società di proprietà del MEF. Sì, sarà. No, appunto, a questo proposito, visto che c'è questa aspettativa, questa preoccupazione, perché la possibilità di rispondere positivamente alle aspettative dei creditori, in primis dello Stato, sia sotto forma dei miliardi che ha dovuto dare sotto forma di cash a Banca Intesa, sia per quanto riguarda i più di 10 miliardi sotto forma di garanzie, metà dei quali per lo sbilancio e il credito che Banca Intesa ha nei confronti della LCA. Ecco, questo mi sembra il punto di partenza per una serie di considerazioni che riguardano un po' il futuro, che forse interessano particolarmente questa Commissione, perché fra le varie cose che deve fare è anche fare delle valutazioni o fornire dei suggerimenti su cambiamenti anche della legislazione. Nel decreto si sviluppa bene tutti diciamo così, i compiti di questa SGA, cosa deve fare, cosa può fare, e si prefigura, ma va a san dire, che il controllo da parte del proprietario del MEF. Ecco, in questo ruolo che SGA dovrà svolgere, da cui si aspetta fra l'altro una gestione paziente, no, di questi crediti, una pazienza che va contrapposta all'impazienza dei creditori vostri e in particolare dello Stato, che è proprietario di chi deve svolgere una gestione paziente, ma al contempo dovrebbe essere impaziente di vedere le risorse. Il vostro ruolo, ecco, cosa pensate di svolgere un ruolo nei confronti del MEF, nei confronti di SGA? Ci sono spazi per svolgerlo, perché mi sembra che ci debbano essere dei rapporti, o il decreto forse non contempla abbastanza questo aspetto, che dovrebbe essere magari precisato, il ruolo che i liquidatori commissari dovrebbero svolgere nei confronti di una società che ha in mano l'85% di quello che c'è bisogno per pagare lo Stato innanzitutto, ma anche quello di cui si è parlato fino adesso, no? Oltre al ristoro previsto, quello che si potrà dare indietro. Ecco, questo è un punto che voi vi sarete posti, immagino. Dopodiché, ecco, la seconda osservazione più di carattere generale, quindi mi rivolgo al dottor Viola. Non c'è dubbio che la soluzione trovata sia una specie di mosaico fatto di tanti pezzi, di normativa nazionale, di normativa europea, di contrattazione, di confronti. E non so se quello che è venuto fuori rappresenta il meglio dal punto di vista della razionalità, cioè razionalità in questo senso, cioè che alla fine ci sia il minor danno nei confronti delle risorse dei contribuenti e nei confronti di coloro che hanno aspettative di essere risarciti. In questo senso, l'efficacia della cosa. Finisco subito. Perché c'è questo aspetto di intreccio fra normativa nazionale e normativa internazionale, che fra l'altro è arrivato a questo punto perché è stato escluso non la ricapitalizzazione di carattere precauzionale, ma anche la risoluzione, di cui non si è parlato. Adesso io non voglio chiedere brutalmente se in caso di risoluzione magari le cose si prevede sarebbero andate meglio di quando potranno andare, perché è ancora presto pure per capirlo, ma certamente sarebbe stata una strada più lineare, anche rispetto a quello che si è fatto in altri casi, dal Monte dei Paschi alle 4 banche, perché per ogni tipo di problema si è adottata una soluzione diversa, in cui si ha l'impressione che fra il rispetto delle regole, i tentativi di aggirarle, si è alla fine preso il peggio di entrambe le cose e si è lasciato al sistema nell'incertezza di quello che capiterà quando si presenteranno casi analoghi. Adesso io non sto qui a giudicare se l'interesse pubblico c'era o meno per la risoluzione, ma anche guardando le norme uno poteva anche dare una risposta diversa. Ne sono qui a dire che le autorità nazionali nostre avrebbero dovuto fare di più
per insistere. Ma così come la vivete voi al vostro interno, una soluzione di quel tipo non sarebbe stato forse migliore sia per le casse dello Stato che per i risparmiatori, quello di procedere a una risoluzione? Grazie. Grazie. Chi dà una professoressa? Chi è? Potrei forse rispondere qualcosa sulla prima parte dell'intervento, cioè è vero, per ora abbiamo assistito negli ultimi anni a soluzioni diversificate delle crisi bancarie e il rapporto a singole situazioni, ma questo testimonia soltanto la difficoltà di fronteggiare questo enorme tema a livello non soltanto italiano ma europeo e mondiale quindi diciamo è un dato di fatto, non sappiamo come evolverà il sistema. Questa soluzione sperimentata in questo caso specifico delle banche venete ha le sue peculiarità, le sue lati positivi, le sue criticità. Penso sia troppo presto per fare un bilancio, però quello che è certo è che lei ha messo proprio in evidenza uno dei punti focali diciamo, nel senso che sta infatti molto a cuore a tutti noi commissari, e cioè quello che la riuscita di questa operazione viene sostanzialmente affidata alla gestione della nostra principale ricchezza, appunto i crediti deteriorati nelle loro varie tipologie, affidata a un'entità terza rispetto a noi e alla quale noi dovremmo cedere questi crediti. Qui c'è tutta una problematica che su cui cercherò di essere veramente sintetica, magari rinviando alla relazione scritta, ma intanto l'impegno preso in sede europea è quello di gestione oculata ed efficiente dei crediti deteriorati in funzione in primis del rimborso del credito del debito nei confronti dello Stato, e quindi rimborso del finanziamento pubblico che è stato approvato tra virgolette dalla Commissione europea come sebbene configurasse un aiuto di Stato, proprio perché sono stati presi questi impegni. Quindi in funzione, questo è l'obbligo principale anche per le liquidazioni, la gestione efficiente oculata di questi crediti deteriorati. La legge, la Commissione in sede europea, il documento che è stato la decisione presa in sede europea che ci è stata consegnata il giorno stesso dell'insediamento, il 25 giugno, prevede il diritto dei commissari di cedere a una società interamente posseduta dallo Stato i crediti deteriorati affinché, per farsi aiutare nella loro gestione. Questa parola diritto è scomparsa nel testo italiano, nella legge italiana, dove si parla di cessione, non si dice i commissari hanno l'obbligo di cedere, si dice semplicemente col verbo all'indicativo i commissari cedono. Sostanzialmente si interpreta come un dovere, ma comunque, quindi io penso che questa cessione sicuramente ci sarà. Siamo in lavorazione, è un progetto in lavorazione, perché uno degli aspetti di questa lavorazione è il contratto che si andrà a stipulare. Quindi risponderei alla sua domanda: cosa pensano di poter fare i commissari, se pensano di poter avere un ruolo. Noi stiamo cercando in tavoli di incontro, di dialogo che abbiamo aperto da tempo, sia con il MEF, con lo SGA e ovviamente con l'autorità di vigilanza, e stiamo cercando di far valere questa nostra responsabilità, cioè di gestire di intervenire nella vicenda in termini di responsabilità personale di ciascuno di noi, quindi per esempio chiedere che nel contratto di cessione a SGA siano contenute delle clausole che consentano il monitoraggio da parte dei commissari sulle modalità, sulle policy di gestione dei crediti. Non è previsto espressamente nella legge, stiamo facendo di tutto per far inserire questo tipo di controllo, proprio perché il corrispettivo oltretutto viene determinato, come a voi noto, non in maniera immediata come in una normale compravendita, come in un normale affare di scambio cosa contro prezzo, ma viene determinato con l'accensione di un credito delle liquidazioni verso la SGA, e il credito il cui importo sarà determinato giorno per giorno in base al risultato dell'attività di gestione. Quindi se la gestione viene fatta, in parole povere, se viene fatta male, chiaramente il credito della liquidazione si assottiglierebbe sempre di più, se venisse fatta male si assottiglierebbe sempre di più, rendendo impossibile il rimborso dei nostri debiti. Quindi è un meccanismo molto complesso, forse qui c'è qualche complessità di troppo, ma ripeto, ai posteri la sentenza, il legislatore ha così stabilito e così previsto. Noi stiamo cercando di lavorare affinché il contratto di cessione sia fatto in maniera tale da mettere
da tutelare al massimo la nostra posizione di soggetti che devono restituire un debito enorme, e quindi primo, ripeto, verso lo Stato, ma poi anche verso gli altri che hanno fatto queste 6.100 per Vicenza, 4.000 circa, quindi siamo oltre le 10.000 istanze di ammissione al passivo. Quindi la responsabilità la sentiamo, cerchiamo di farla valere, la legge non lo dice espressamente, qualcuno ha anche commentato, ma insomma in fondo lo Stato è creditore da una parte, ma è anche proprietario al 100% della società che farà la gestione. Noi abbiamo replicato, e sì, è vero, è un dato di fatto inoppugnabile, però è anche vero che oltre lo Stato ci sono altri creditori, e noi anche dobbiamo pensare anche a quelli, e quindi lavorare affinché questa gestione avvenga nel migliore dei modi e nella maniera più efficiente, e ovviamente anche possibilmente sotto il nostro continuo controllo. Grazie. E aggiungere solo su questo tema che l'interlocuzione con SGA è iniziata, se mal non ricordo, con un invio di una bozza di contratto da parte di SGA il 14 agosto. Siamo alla terza bozza che riassume le posizioni espresse dalla liquidazione in una controproposta e le proposte iniziali di SGA, quindi è un'interlocuzione piuttosto avanzata e confidiamo che possa trovare completamento in un orizzonte temporale decisamente a breve, alla stregua degli attuali atti normativi. Se poi vi dovesse essere un provvedimento ministeriale che incide su questi argomenti, evidentemente ci atterremo alle indicazioni sovraordinate. Buocco. Grazie, io vorrei ritornare prima che il Presidente mi rimproveri, so che se ne è già fatto cenno, ma mi permetto di fare un'ulteriore precisazione sulla vendita e la valutazione di BIM, perché appunto è stata venduta a 24 milioni ad un acquirente eventualmente ritenuto di alta onorabilità, dal momento che 2 anni fa non è stata resa possibile la conclusione di una compravendita per 562 milioni alla cordata d'Agui. Quindi lei conferma che, poiché è stato contestato la mancanza dei requisiti di onorabilità in sede processuale, lei conferma che questo gap, che avrebbe sicuramente ridotto l'esposizione, avrebbe risanato in parte, comunque avrebbe evitato questa l'entità del disastro per le banche, per la banca interessata, lei conferma che è giustificato soltanto dal fatto che mancassero requisiti di onorabilità da parte dell'acquirente, o quali sono i motivi per i quali 2 anni fa non è stata possibile questa operazione? Questa cosa era stata detta nell'ambito di una seduta segreta, per cui comunque aveva terminato solo questo. Sì, dato che giornalisticamente è nota, è stato scritto su un giornalisticamente, giornale, va bene. Cioè l'ho ripreso praticamente da alcuni articoli. Confesso la mia ignoranza su quell'operazione lì, non sono in grado di rispondere, ma veramente. No, chi è? Martelli. Allora, sono un po' di domande sparse su varie cose che voi avete sollevato. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare che è in capo a voi e del quale dovete curare la dismissione, e per il patrimonio artistico, cominciamo da quello immobiliare. Prevedete la cessione in blocco oppure la cessione per pezzi? Avete avuto delle manifestazioni di interesse, a parte Banca Intesa, per gli immobili che sono sedi delle sue sedi? E per quanto riguarda il patrimonio artistico, stessa cosa, cioè ci sono già state delle manifestazioni di interesse, e per gli immobili se avete fissato dei paletti, dei criteri di valutazione, cioè aderenza alle valutazioni di mercato, perché è inutile che dica che inondare il mercato con immobili sottovalutati significa uccidere il mercato. Poi per quanto riguarda il problema degli scavalchi, voi avete nella vostra documentazione evidenza di come siano state concluse le transazioni, quelle che sono state concluse, cioè gli scavalcanti hanno ceduto direttamente a delle controparti oppure hanno ceduto alla banca come market maker le loro azioni? E per quanto riguarda gli scavalcati, stessa cosa, cioè per capire quanto la banca è intervenuta nel fissare il prezzo e nel fare il prezzo nei confronti del venditore e per quali soggetti. Poi per quanto riguarda, adesso mi sta sfuggendo, sì, il piano di ricapitalizzazione è quello che poi è stato ritenuto non soddisfacente.
perché non è stato comunque dato il via libera, perché quel piano di ricapitalizzazione e quel piano industriale non era subordinato al raggiungimento di un certo livello di raccolta, era un aumento di capitale che prevedeva a suo completamento di raccogliere una certa quantità di denaro, ma non era vincolato al raggiungimento di una soglia affinché fosse ritenuto soddisfacente dalle autorità bancarie. Quindi come mai non si è comunque lasciato che si procedesse con quella ricapitalizzazione e solo dopo aver visto quanto gli azionisti erano disposti a mettere in campo eventualmente decidere che non fosse sufficiente e quindi passare ad azioni successive. Per quanto riguarda la famosa lista dei 100, chiamiamola così, i 100 debitori che sono finiti nella classificazione NPL e l'altra lista sempre dei 100 che sono nella classificazione probabilmente non buoni pagatori. Per quanto riguarda questi, voi avete o ci potete fornire le pratiche cliente, cioè io vorrei capire a fronte di quelle erogazioni che sono mediamente tra i 12 milioni e mezzo fino a 18 milioni per ciascun singolo finanziamento, come siano stati erogati, cioè a fronte di quali garanzie, se in un solo blocco o a stato di avanzamento delle operazioni e come si sia conclusa la questione. Ultima cosa per quanto riguarda il vostro rapporto con la SGA. Io vorrei chiedervi quali margini di manovra voi pensate di avere, nel senso la SGA non ha una licenza bancaria, quindi non ha la facoltà di andare dal debitore a dirgli senti, io capisco che tu non ce la fai a ridarmi tot ogni 3 mesi, potresti ridarmi la metà e allunghiamo i tempi. Loro non hanno la facoltà di farlo, quindi loro hanno la facoltà di cedere blocchi ad acquirenti. Ecco, chiaramente più loro realizzano su questi blocchi e più voi potete avere indietro. Quindi voi potete agire solo su quello oppure non ritenete che sia auspicabile dare alla SGA una licenza bancaria in modo da fare una rinegoziazione migliore, perché come voi stessi avete detto ci sono stati dei crediti probabilmente destinati a non essere ripagati che poi sono ritornati nella categoria bonus, quindi una gestione mirata di questi crediti o di questi debiti a seconda di come li vogliamo vedere, perché ogni debito è sempre il credito di qualcun altro e viceversa, potrebbe portare a una maggiore redditività, mentre invece il primo pacchetto che è stato ceduto, se non sbaglio, è andato al 17%, che è un'incredibile sottovalutazione, che rischierebbe di coinvolgere in questo la valutazione degli NPL di tutte le altre banche, perché ovviamente se vengono valutati al 17% io potrei pormi il problema che anche quelli che hanno in capo le altre banche valgono il 17%, cioè fa mercato una cosa di questo tipo. Per Vicenza posso... Professore. Per Vicenza qualche informazione sugli immobili, ma in realtà, allora, tanto per essere chiari, lo ripeto, gli immobili sono di una controllata in bonis, ovviamente soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'LCA, per cui noi, benché loro sarebbero formalmente liberi di vendere come vogliono o di dismettere come vogliono il patrimonio, gli abbiamo imposto una procedura competitiva esattamente identica a quella che avremmo svolto direttamente noi se l'avessimo dovuti vendere i singoli immobili. Peraltro non abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse, al momento non abbiamo neppure esattamente il perimetro di ciò che Intesa prenderà o ciò che lascerà. Abbiamo, forse sono stato sintetico, abbiamo ricevuto la delibera del CDA dell'Immobiliare Stampa che ha deciso di avviare un procedimento competitivo per selezionare gli advisor. Quindi non si sono nemmeno scelti, diciamo, degli advisor così di fiducia, ma abbiamo invitato i principali, loro hanno invitato con il nostro consenso i principali advisor che li aiuteranno a fare un piano di dismissione immobiliare. Sul patrimonio artistico no, nessuno si è fatto avanti, lo accetteremo con molto piacere naturalmente, però insomma è un procedimento molto più complicato perché lì c'è naturalmente la prelazione della sovrintendenza, quindi non è una cosa che pensiamo di poter risolvere in tempi brevi. C'è anche un piccolo contenzioso che è finito sui giornali perché naturalmente abbiamo continuato nell'iniziativa precedente della Banca in Bonis, che era quella di ottenere, diciamo, l'eliminazione di un vincolo di pertinenza di un certo bene, credo a Prato, che avrebbe consentito una più agevole presumibile cessione. È stata vista come un'operazione, diciamo così, dei commissari contro il patrimonio artistico, ma non c'è nulla di vero, noi vogliamo semplicemente capire come poter svolgere il nostro incarico, che non è certo quello di gestire un museo.
Per quanto riguarda gli scavalcamenti ci siamo appuntati a chi hanno ceduto, ve lo faremo sapere. Per la lista dei 100 qui devo chiederle una precisazione perché non ho capito cosa ci ha chiesto. Lei ci ha chiesto le singole delibere di credito di coloro che hanno ricevuto un finanziamento tra 12 e 18 milioni, ho capito bene? In che lasso di tempo? Sì, certo, nei 100, sì, ma volevo capire, cioè che hanno un credito attuale tra 12 e 18 o che hanno ricevuto, ma quando? In che lasso di tempo? Perché io potrei aver ricevuto 18 milioni e poi oggi non doverne pagare uno, quindi dove devo andarlo a cercare? Giusto per essere precisi. No, scusi, ma non è vero. Do i 100, via. Sì, ma voglio sapere solo. Vabbè, magari Bene. me la scrive perché. Allora, Zanetti. Grazie Presidente. No, sì, scusi, c'è SGA che manca una risposta, ha ragione. Non è vero che SGA non può concedere dilazioni o può soltanto vendere. SGA è un intermediario finanziario che nel recupero dei crediti può ben ristrutturare. Ciò che non può fare non avendo licenza bancaria è gestire conti correnti che possono andare anche in rosso, tanto per essere molto chiari, cioè svolgere servizi bancari, quindi banalizziamo, gestire quella parte che chiamiamo UTP, Unlikely to Pay, che teoricamente possono anche dare, che possono richiedere nuova finanza. Questo è l'unico limite. Ha bisogno di una operatività che va necessariamente coordinata con un partner bancario e la sta cercando naturalmente SGA la soluzione. Noi siamo soltanto in attesa, non so a quale cessione del 17% facesse riferimento, voglio solo dire che noi ovviamente non abbiamo ceduto nulla a riguardo, potremmo cedere solo a SGA per legge. Da ultimo il nostro ruolo con SGA, penso abbiamo già risposto, cercheremo insomma di essere coloro che hanno dei diritti di verifica almeno strategica della gestione, visto che noi siamo quelli che hanno il debito, per essere molto chiari. Risposte di segno analogo valgono per Veneto Banca, abbiamo 3 società immobiliari, una con sede in Moldavia, una in Italia, a Montebelluna e una con sede in Romania. Abbiamo avviato le procedure per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla cessione sia di singoli immobili sia in ipotesi di partecipazione societaria o del blocco degli immobili di proprietà della società. Le procedure saranno, come sono sempre, ispirate ai criteri di trasparenza, concorrenzialità e non discriminazione, come previsto nella normativa applicabile. Per il resto mi riporto a quello che ha già detto il professor Di Cecco, perché valgono considerazioni di identico segno anche per Veneto Banca, quindi ci riserviamo di fornire le informazioni richieste per i primi 100 debitori UTP e in sofferenza, e mi riporto a quello che è stato già detto per i rapporti con SGA. Che ha fatto un minuto fa il collega Leprù alla immobiliare italo-romena, che è una delle società immobiliari possedute. Gli immobili di proprietà preciso, gli immobili di proprietà diretta della ex Veneto Banca sono passati a Banca Intesa. Sono rimaste le partecipazioni in società immobiliari detenute al 100%, che sono le 3 menzionate poc'anzi. Una di queste è rumena. Questo mi ha fatto venire in mente un dato che forse può essere interessante, credo che non riguardi l'altra banca, mentre riguarda la nostra, Veneto Banca, aveva banche estere, e queste banche estere precisamente in Croazia, Albania e Moldavia fanno parte del ramo ceduto alla cessionaria, tranne i crediti deteriorati che sono stati retrocessi. Quindi tra gli altri problemi noi abbiamo quello appunto di crediti deteriorati che appunto gestiti in questi 3 paesi in lingua straniera, quindi mentre in Romania la banca aveva una grossa succursale che è passata anche questa, anche qui c'è stato un trasferimento alla cessionaria, ma con retrocessione a noi dei crediti deteriorati. Quindi la Veneto Banca aveva una forte componente straniera e che si rivela anche nel settore immobiliare, quindi con complicazioni gestionali un po' più grosse, diciamo. Grazie Presidente. Le mie domande sono per il dottor Viola, in quanto dei presenti colui che non è soltanto liquidatore ma è stato anche amministratore e quindi anche presente nelle fasi precedenti al poi decreto
che ha messo in liquidazione coatta amministrativa le due banche. Le chiedo innanzitutto conferma del quadro di date che ora cercherei di riepilogare insieme a voi. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la discussione davanti alla DG Comp e con la BCE per il piano, la stessa si è protratta circa dal 17 marzo al 24 maggio, giorno più, giorno meno. Sì, dopo, però diciamo il 24 maggio è emerso la posizione di rigidità definitiva, che già sicuramente era emersa prima, però lì esce fuori con una chiarezza che mette un punto, poi non dubito che si sia andati avanti a discutere anche dopo. Quindi innanzitutto, ecco, diciamo, circa 2 mesi abbondanti, me lo ricordava anche lei prima, dottor Viola, 2 mesi abbondanti, durante i quali io peraltro da lettore dei giornali assistevo a periodiche richieste di aiuto e di warning da parte degli amministratori delle due banche, ben consapevoli che ogni giorno che passava la situazione diventava più compromessa. Ebbene, già rispetto a questo, io francamente arrivo poi alla domanda, però già che ci siamo una valutazione, mi sento di dire che non si può dire che il governo ha operato bene nell'istante in cui in una situazione così difficile è andato avanti oltre 2 mesi su una trattativa che sicuramente è più che giustificata nella misura in cui si tiene nell'arco di 30 giorni, ogni giorno in più è stato tempo perso, e perso anche malamente, ahimè, posto che poi non si è neanche ottenuto il risultato. Poi però siamo al 24 maggio. E l'apertura di una data room, sempre chiedo conferma, è il venerdì 16 giugno. Venerdì 16 giugno, quindi dal 24 al 16 passa quasi un altro mese. Un altro mese che sicuramente passa cercando disperatamente un passo indietro, ormai onestamente irrealistico nell'istante in cui la posizione è diventata ufficiale della DG Comp. Sicuramente si cercano, come però immagino si fossero cercati anche durante quei 2 mesi, perché non si fa mai solo una cosa se si è un governo capace di agire, un Ministero del Tesoro capace di agire, si cercano anche eventuali finanziatori privati per quel 1,250 miliardi che servono, ma ripeto, lo si sarà fatto anche nei 2 mesi dal 17 marzo, però è un fatto che dal 24 maggio andiamo al 16 giugno. Il 16 giugno, che è un venerdì, viene aperta la data room, viene dato l'incarico come banca d'affari a Rothschild, se non sbaglio, però le tempistiche a questo punto sono, entriamo nella fase, mi permetto di dire, come Ridolini, no? Nei film delle comiche dove tutti camminano mega accelerati e non c'è una velocità che è coerente a una gestione seria della vicenda. Perché praticamente la data room si apre e il tempo che viene dato ai gruppi bancari e assicurativi che vengono a cui viene chiesto un interessamento, il tempo è sostanzialmente fino a mercoledì 21 giugno, quindi parliamo di 5 giorni, compreso un weekend, per prendere conoscenza dello stato delle cose, formarsi un'idea e decidere se si è in grado di formulare una qualche tipo di offerta. Il 21 giugno, entro il termine dato di 5 giorni, domenica compresa, un'offerta arriva perché il CDA di Banca Intesa si riunisce e delibera la disponibilità all'acquisto sulla base di una serie di condizioni molto stringenti. Il 23 giugno, venerdì 2 giorni dopo, BCE dichiara lo stato di predissesto. Sabato 24 giugno il CDA di Banca Intesa si riunisce nuovamente e dà a Messina a quel punto il mandato a chiudere, perché evidentemente l'offerta del 21, che Banca Intesa è stata in grado di formulare in 5 giorni, è stata accettata, e quindi il 24 sabato il CDA della banca dice a Messina: su queste basi di trattativa del governo vai a chiudere. Domenica 25, il giorno dopo, il Consiglio dei Ministri approva il decreto di liquidazione, che, attenzione, è oltretutto un decreto che va in gazzetta il giorno stesso, quindi non è magari quei decreti salvo intese che hai 3 settimane per scriverlo, è tutto pronto, tutto. Un decreto di una complessità tale che, insomma, l'abbiamo conosciuto tutti anche gestendolo in Parlamento. Allora, al di là di quelli che possono essere i giudizi che lei legittimamente può avere nei confronti di un governo, ma io mi sentirei di essere più specifico, di un Ministero del Tesoro che l'ha nominata anche facendo in parte delle piccole forzature rispetto a una serie di linee guida che ci si era dati all'interno di quello stesso Ministero. Io non è un tema sul quale mi scaldo, io sono un garantista convinto, talmente convinto che anzi insisterò anche poi nelle sedi opportune perché non si senta anche
i vertici, i commissariati delle banche, che a mio avviso sono una parte in questo procedimento come tutte le altre. Di fronte a questa commissione d'inchiesta tutti sono parti, alcune sicuramente più autorevoli e importanti come gli organismi di vigilanza, ma sono parti anche loro, non sono sopra le parti. Ecco, a parte queste valutazioni, io sinceramente le chiedo, tralasciando la parte finale che è di valutazione legislativa più competenza nostra, io credo che nessuno di noi pensi seriamente che quel decreto è stato scritto, fatto, finito, pronto addirittura per essere in Gazzetta Ufficiale in 3 giorni. Non ci crede nessuno che abbia mai avuto modo di partecipare a un processo legislativo, e qui dentro ci sono tante persone che hanno molta più esperienza di me. Però a lei chiedo invece la parte di sua competenza, cioè quando nel giro di 5 giorni tra l'apertura della data room e la termine per formulare un'offerta irrevocabile d'acquisto, lei ha visto arrivare un'offerta. Ecco, la mia domanda è: lei si è stupito di più per il fatto che tutti gli altri non sono stati in grado con questi tempi di formulare un'offerta, o si è stupito di più del fatto che c'è stato qualcuno che è stato in grado di formularla? Grazie. Allora, il Presidente mi chiede di limitare al massimo le valutazioni personali. Io quello che posso dirle, e mi riallaccio al discorso del 24 di maggio, è che dal 24 di maggio fino al 12 di giugno diciamo, noi siamo andati avanti come banche a lavorare sul progetto originario. È il 12 di giugno che personalmente ho ricevuto un'informazione da parte del MEF che si stava lavorando per finalizzare una soluzione condivisa DGCOMP ECB che assicurasse la salvaguardia dei depositanti e dei detentori di obbligazioni senior, che non prevedeva la continuazione dell'attività bancaria delle 2 banche in un'ottica stand alone. Quindi diciamo in quel giorno abbiamo preso atto, tant'è che nel consiglio successivo del 13 e del 14 giugno Vicenza e Veneto Banca hanno preso atto di questa novità rispetto al precautionary recap, al progetto che per noi era il progetto, diciamo, il piano A, e di lì in poi evidentemente sono iniziate le interlocuzioni con le autorità relativamente al cosiddetto piano B. Quindi voglio dire, tra il 24 di maggio e il 12 di giugno abbiamo continuato a discutere con la Commissione europea, perché molte delle critiche che c'erano state fatte sul piano il 24 di maggio non le condividevamo, alcune dal nostro punto di vista erano anche basate su delle interpretazioni sbagliate dei numeri, quindi siamo andati avanti a discutere per un paio di settimane su questo punto. Dopodiché sullo stupore io non mi stupisco più di niente in situazioni diciamo di questo tipo, perché purtroppo non ho più 3 anni e quindi... No, grazie dottor Viola. Il tema non era appunto sull'operato vostro fino al 12-13, il tema che però è centrale è che queste tempistiche, lo dico con, ovviamente è la mia opinione, queste tempistiche non sono compatibili con una procedura aperta e trasparente. È evidente che c'erano soggetti per tempo informati della situazione che hanno potuto fare le valutazioni coi tempi normali richiesti dalle procedure tipiche decisionali dei grandi gruppi bancari, formulare un'offerta che a quel punto è stata recepita nell'ambito di un testo che già da tempo veniva predisposto, e questo è un punto centrale sul quale quando sentiremo il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan dovremo andare a fondo. L'ultima domanda, dulcis in fundo, è il Vicepresidente Mauro. Ah no, scusami, mi sono completamente dimenticato Tabacci, che è difficile, però me lo sono dimenticato. Questo è un segno dei tempi. Vedi, non si è mai finito di imparare. Ma io ringrazio il Presidente per avermi dato la parola e dico subito che sono molto confortato del fatto di aver assistito ad un'audizione di commissari liquidatori di alta professionalità, perché il lavoro che devono fare è molto complesso. Se più dell'80% dell'attivo è costituito da crediti deteriorati, da incagli,
Il rimborso del passivo è legato alla qualità dei crediti deteriorati e al modo come questi possono essere recuperati, tra cui c'è anche il tema del rimborso del finanziamento statale. È evidente che qui la scelta delle modalità, dei tempi e della precisione prevale su tutto il resto, però le informazioni che ci sono state date sono di grande aiuto. Mi interessava sapere se il fondo di 100 milioni che è stato predisposto da Banca Intesa a favore dei risparmiatori truffati viene gestito anche in collaborazione con voi, o comunque qual è il livello di informazione che c'è tra la gestione di quel fondo e la vostra attività. Io ovviamente l'ho letto dai giornali, però sono notizie di giornali, non è che sto inventando nulla, è molto preciso, è una conferenza stampa che l'amministratore delegato di Banca Intesa ha fatto nelle settimane scorse, che immagino ci sarà stata un'implementazione. Ora, poiché voi vi state occupando di scavalcamenti, di cose tra le più meritorie, volevo sapere come questa si interseca con la vostra attività, che ovviamente deve rispondere a dei presupposti formali, ma credo che anche un contenuto di informazioni sia molto utile. Ovviamente approfitto anch'io della presenza del dottor Viola, che ringrazio, per fare questa affermazione. Io ho sentito bene questo tema dell'asticella e mi pare che ha reso con precisione quello che è avvenuto in questo lasso di tempo che va tra il 17 di marzo e il 24 di maggio. E ho motivi per ritenere che in BCE si siano confrontate almeno due posizioni, che sono andate via via deteriorandosi nel tempo in relazione al fatto che l'asticella si alzava, ovvero la pedana si abbassava, non cambia la sostanza. Ora il punto è, la convinzione alla quale sono arrivato è che probabilmente tra aprile e i primi di maggio una finestra si era aperta, ma che lì forse il tempo non ha giocato a favore, non c'è stato un tempismo straordinario nel cogliere quell'apertura, perché si trattava di immaginare un'iniziativa del governo a sostegno del Fondo Atlante, che era una cosa diversa da quello che è avvenuto qualche settimana dopo. Ora, non è che ho bisogno di una particolare risposta sul punto, perché questa è un'opinione che mi sono fatto io e come tale me la tengo, però non c'è dubbio che trattandosi di un ruolo che si svolge in questa Commissione è bene tentare di mettere in relazione anche con gli altri colleghi opinioni di questa natura. Io penso che non aver fatto quello è costato molto di più, perché man mano che il tempo passava il carico che è finito sulle spalle dello Stato è andato aumentando e invece di 5,3 probabilmente se avessimo percepito quello spazio temporale su cui operare, sarebbe costato molto di meno e sarebbe stata più efficace l'azione, che così invece ha messo a rischio l'azione dello stesso Fondo Atlante, che ha perso dei soldi, e noi abbiamo accumulato quelle perdite e anche quelle dell'impegno dello Stato. Se lei ritiene mi può dare un'opinione sul punto, oltre alle altre cose che ho chiesto. Ma per quanto riguarda il Fondo Atlante, devo dire che sono testimone diretto del fatto che fino a per un certo lasso temporale Atlante ha fatto di tutto per salvaguardare, non dico un'operazione totalmente privatistica, perché quella, come ho avuto modo di dire all'inizio, già a partire da fine gennaio, primi febbraio, era da escludere per la dimensione del fabbisogno da coprire, ma per un'operazione mista sì. Ora, francamente faccio fatica a collocare diciamo nell'asse temporale quando questo è avvenuto. Certamente all'inizio Atlante ha fatto di tutto per cercare di portare avanti il progetto originario, il piano A, quindi il piano di ristrutturazione e di fusione,
con un rafforzamento di capitale che fosse in parte fornito da Atlante, in parte fornito dal precautionary recap. Onestamente non so dire, ma veramente non so dire quali siano stati gli ostacoli e di che natura, se diciamo domestici, se europei, se tecnici, se politici, questo non sono in grado di dirlo, però certamente testimonio che in una prima fase, d'altro canto sarebbe stato devo dire abbastanza strano che Atlante non facesse di tutto per proteggere i 3 miliardi e mezzo di capitale che ci aveva messo nel corso del 2016. Viola, la ringrazio e volevo semplicemente aggiungere che nel momento in cui si discuteva del piano che prendeva il suo nome, che prevedeva tra l'altro la fusione di 2 istituti, vi sono state reazioni dentro la Regione Veneto, anche da parte di operatori del Veneto, che erano in profondo contrasto nei confronti di questa idea che sembrava andasse in una direzione sbagliata. Ecco, per dire come le questioni sono molto intrecciate e c'è un sacco di gente che finge di dimenticarsi della memoria. È così. Bene. No, ho chiesto poi un'altra cosa, sì. Sì, sì, professoressa, dica lei. No, chi volete voi? Non è che... Evidentemente quel giorno sì, diciamo, mi sono ricordata di averlo letto anch'io sul giornale. Non abbiamo altre notizie, però quello che posso dire è che quando da quello che ho letto sul giornale si tratta di un'iniziativa che riprende i requisiti di ammissione che erano stati già enunciati dalle 2 banche venete con l'iniziativa welfare che ho prima menzionato, un'iniziativa di sostegno a azionisti che hanno anche la caratteristica di avere redditi particolarmente bassi. Quando noi abbiamo dovuto interrompere, sospendere questa iniziativa, cosa che ovviamente ha creato disagio prima di tutto a noi e anche un po' così di rabbia all'esterno, più volte nelle interlocuzioni che abbiamo ormai quotidianamente con la cessionaria, cioè con Banca Intesa, abbiamo fatto presente che sarebbe stato opportuno riprenderla e ci saremmo aspettati un gesto di collaborazione. Il gesto è venuto, almeno di fronte appunto all'intervista del dottor Messina lo ha dichiarato, noi non ne sapevamo niente, ci fa piacere che sia così. Grazie, velocissima, anch'io ringrazio molto il commissario liquidatori per l'alta professionalità e per averci dato delle risposte precise e puntuali, utili anche per il lavoro di approfondimento che stiamo facendo. Naturalmente noi stiamo cercando di vedere la cosa in una maniera un po' più generale, olistica, quindi come avete capito anche dal tenore di alcune domande che vi sono state formulate che ci saranno poi alcune di queste considerazioni che si ribalteranno in altre audizioni. Quindi voglio farvi soltanto una domanda, perché la vedo un po' in prospettiva anche su alcune considerazioni fatte dai colleghi. Voi naturalmente vi siete occupati della parte terminale, ma sarà naturale vedere che avrete visto con occhio retrospettivo alcune delle azioni che sono state fatte precedentemente. Nello specifico mi rifaccio a Veneto Banca. Nel dicembre del 2015 era stato presentato un piano industriale preciso e dettagliato che forse aveva cercato di aprire anche prospettive verso il mercato, oltre che per coloro che si trovavano direttamente coinvolti. Era un piano industriale che prevedeva incremento dei ricavi, il miglioramento strutturale del rischio del credito, l'aumento dell'efficienza della macchina operativa, le azioni straordinarie di cessione, sia quella ricordata dal collega prima di BIM, ma anche delle reti estere. Era prima la professoressa che faceva riferimento alla presenza in Romania e in altri mercati, e poi naturalmente l'adeguamento all'architettura della vigilanza europea. Ecco, secondo voi che cosa non ha funzionato in quel piano industriale che poi si è ribaltato negativamente, che può aver indotto sia il mercato ma sia anche il governo a posticipare una serie di interventi rispetto alle aspettative che sono state create? Avvocato, risponde lei? Chi è che risponde? Professoressa. Che riguarda un periodo anteriore al nostro insediamento, quindi sicuramente devo dire, ecco, la cosa che posso testimoniare in via diretta che ci capita spesso ormai nelle nostre frequenti trasferte in Veneto, a Montebelluna in particolare, di interloquire con funzionari, dirigenti della banca che hanno partecipato in via diretta a queste fasi, e ci facciamo raccontare, spiegare, dare notizie, ma ovviamente ancora siamo in una fase di ricostruzione e mi sembrerebbe azzardato dare
fare giudizi obiettivi, non meno che meno, ma anche valutazioni personali che forse qui non interessano. Possiamo dire che sarà molto interessante ricostruire, molto utile penso per il futuro ricostruire questa fase in un momento successivo. Per ora noi abbiamo solo frammenti. Presidente Brunetta. Sì, domanda veloce che può sembrare marginale al dottor Viola. A sua conoscenza la data room era fisica o virtuale? Era virtuale. Era già stata predisposta o è stata predisposta per la finalità dei 5 giorni? Allora, noi avevamo un repository, adesso dovrei verificarlo però, perché avevamo un repository di informazioni, però diciamo in quanto data room è stata predisposta lì. Poi avevamo, non mi ricordo francamente se abbiamo convertito un repository già esistente o no, questo devo verificarlo. Mi scusi l'interlocuzione, ma ci rendiamo tutti conto, basti pensare a quello che sta succedendo in Alitalia, che una data room da predisporre, predisposta, adattabile, adattata, con relativa consultazione nell'arco di 5 giorni è una cosa assolutamente anomala? Sì, se mi posso permettere, teniamo presente la tipologia di operazione che è stata fatta. C'è un'operazione in cui Intesa ha lasciato all'LCA tutta la bad bank. C'è una due diligence in corso, garanzie di tutto, insomma, voglio dire, la struttura dell'operazione è una... Ma se guardiamo la natura del decreto che ne è derivato, per cui in una mia precedente domanda avevo parlato di cattura del legislatore, oltre che dopo la cattura dei vigilanti, nel senso che quel decreto è stato fatto per obbligare il Parlamento a non modificare neanche una virgola, così come da dichiarazioni. Mi sa che tra data room e decreto sia tutto un imbroglio, vale a dire nulla sia stato trasparente e nulla sia stato secondo la legge. Allora, colleghi, io mi sento in dovere di ringraziare l'avvocato Leprù, la professoressa Scognamiglio, il dottor Viola, il professor Di Cecco e il dottor Ferrario per la grande competenza, professionalità e disponibilità dimostrata nel corso di questa audizione. Condivido pienamente il giudizio che hanno dato i colleghi. Noi ci aggiorniamo a giovedì alle ore 10:30. Grazie.